Telespettatori di Antena 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi staremo insieme fino alle 14:30 con tutte le notizie, gli aggiornamenti di cronaca e i consueti approfondimenti su quelle che sono le principali tematiche di attualità di questi giorni. Parleremo quindi del primo assalto alle spiagge in questo caldo weekend di maggio e delle previsioni per l'andamento della stagione balneare, ma parleremo anche di economia, perché gli ultimi dati che sono stati diffusi proprio ieri dal rapporto sull'ultimo trimestre da parte di Unioncamere del Veneto purtroppo vengono a confermare quelli che sono i timori delle persone e delle imprese, quindi un calo della produzione, e ci sono già delle prime imprese, delle grandi aziende del nostro territorio che stanno cominciando a stoppare la produzione. Clamoroso il caso dell'Electrolux che chiuderà per alcuni giorni gli stabilimenti di Susegana e di Porcia nelle settimane a cavallo tra la fine di maggio e i primi di giugno. Ma poi parleremo anche di tassazione, con un'indagine che è stata effettuata dall'Ordine dei commercialisti di Treviso sulla pressione fiscale delle società di capitale. Questo e molto altro nella nostra prima edizione di oggi, ma cominciamo subito con la cronaca, perché purtroppo si è pesantemente aggravato nella serata di ieri il bilancio del terribile incidente che si è verificato nel Padovano ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio a San Pietro in Gu, lungo la Postumia. Prima i morti erano 2, poi appunto il bilancio è salito a 4 vittime e 2 feriti gravi. Tra poco saremo in grado di collegarci anche con la collega Valentina Visentin che è ritornata sul luogo della tragedia. Ma intanto vediamo la ricostruzione di quanto accaduto ieri a San Pietro in Gu nel tardo pomeriggio nel primo servizio. 4 morti, una strage al rientro dopo una giornata di lavoro. Alla fine il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Postumia a San Pietro in Gu è drammatico. Di 6 uomini a bordo della Fiat Multipla che si è schiantata frontalmente con un camion, solo 2 si sono salvati e sono ricoverati in condizioni critiche in ospedale. 4 le vittime ancora senza un nome. Quasi sicuramente si tratta di cittadini nordafricani, ma nessuno aveva i documenti di identificazione e ora la questura di Padova e quella di Vicenza dovranno procedere alla rilevazione delle impronte digitali per cercare di dare un nome ai 4 uomini, 2 deceduti sul colpo, altri 2 in ospedale. La scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori era agghiacciante e la descrive così una testimone oculare dello schianto. Ho sentito l'aereo di soccorso arrivare e sono uscita per controllare che cosa era successo e ho visto la macchina che si è schiantata contro il camion. C'era un uomo giù per la scarpata e un altro al bordo fra la scarpata e la strada. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Sembra che l'auto su cui viaggiavano i 6 lavoratori non si sia accorta delle auto in coda in attesa del camion che stava per svoltare all'interno dei mangimifici veronesi. Per evitare il tamponamento, l'autista alla guida ha sterzato verso la corsia opposta di marcia per non cadere nella scarpata sull'altro lato, ma è finito contro il camion che stava transitando in quel momento in direzione Carmignano di Brenta. L'autista del mezzo pesante non è riuscito ad evitare l'impatto. La Fiat Multipla, intestata ad una cooperativa di Cologna Veneta, si è accartocciata in un istante, trasformandosi in una gabbia mortale. E purtroppo quello che si è verificato a San Pietro in Gu non è l'unica tragedia della strada delle ultime ore, perché ieri sera a Vicenza, in zona Bertesinella, un giovane è stato investito mentre attraversava la strada.
È ancora ricoverato in prognosi riservata al San Bortolo di Vicenza il ragazzo di 19 anni che è stato investito da un'auto nella serata di ieri. Le sue condizioni restano gravissime secondo i medici che lo stanno seguendo nel reparto di rianimazione. Il giovane è stato trasportato in ambulanza verso le 21:30 ieri sera. Poco prima, lungo strada Cabalbi, il ragazzo è stato investito da un veicolo che lo ha scaraventato ad una decina di metri di distanza. Ad assistere alla scena gli amici del ragazzo che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il gruppetto di giovani si trovava nei pressi di una gelateria e stavano attraversando la strada. E c'è stata anche una tragedia sul lavoro nelle ultime ore ancora nel Vicentino, perché un operaio è morto investito da un'auto nella notte mentre lavorava in un cantiere stradale. Un operaio di 53 anni addetto alla manutenzione stradale è stato travolto e ucciso da un'auto nella notte. È accaduto verso le 2 lungo la A31 nei pressi del casello di Vicenza Nord. In quel punto dell'autostrada Valdastico erano in corso lavori di manutenzione del manto stradale. Un 19enne alla guida di una utilitaria non si sarebbe però accorto del cantiere e ha centrato in pieno l'operaio, scaraventandolo ad una trentina di metri dal punto di impatto. Immediatamente allertati i soccorsi dagli stessi colleghi dell'uomo che hanno cercato di prestare inutilmente le prime cure, è apparso loro subito chiaro che per il 53enne non c'era più nulla da fare. A constatare il decesso gli stessi sanitari del SUEME immediatamente intervenuti. Con i medici anche i carabinieri di Thiene che hanno sottoposto i primi accertamenti tossicologici al giovane autista dell'auto che ha dichiarato di non essersi accorto della presenza degli operai al lavoro. All'alcol test sarebbe stato rilevato un tasso alcolemico di oltre 1,50 contro il limite di 0,50 previsto per legge. Il 19enne quindi è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. E torniamo ora a parlare della tragedia di Paese nel Trevigiano, perché oggi pomeriggio a Morgano verranno celebrati i funerali di Davide Pavan, il 17enne travolto e ucciso lo scorso 8 maggio da un agente di polizia. È arrivato il giorno dell'addio e sarà un addio che vedrà Morgano trasformarsi in un'unica grande famiglia. Perché Davide Pavan in queste settimane è diventato come il figlio di tutti, con i suoi 17 anni spensierati, spezzati da un'auto che lo ha travolto e ucciso. C'è stato il tempo dello shock e della rabbia dopo la scoperta che quell'auto era guidata da un 28enne agente di polizia che non avrebbe dovuto mettersi al volante. C'è stato e c'è ancora il tempo del dolore, impossibile da cancellare. Ora è anche il tempo dell'ultimo saluto. Alle 15:30 nella chiesa di Morgano, i funerali del ragazzino che domenica 8 maggio stava tornando a casa dopo aver accompagnato la fidanzatina a Paese e in sella al suo scooter percorreva via Olimpia prima che Samuel Seno uscisse dalla festa con il rugby Paese e dopo poche centinaia di metri lo centrasse in pieno. 2 giorni fa è stato conferito ai tecnici l'incarico per la perizia cinematica che dovrà accertare in ogni minimo dettaglio gli istanti della tragedia. Ma oggi le questioni tecniche e giuridiche lasciano il passo alla riflessione e al dolore di una famiglia e di un'intera comunità. E doppio arresto da parte della polizia locale di Venezia. Nei pressi di Campo San Geremia è stato arrestato un uomo che aveva tentato di borseggiare dei turisti. In via Dante invece a Mestre uno spacciatore è stato arrestato. Aveva appena ceduto una dose di droga ad un minorenne. Avevano pedinato un anziano dentro la chiesa di San Geremia a Venezia per rubargli il contenuto di un borsello portato a tracolla. Fallito il colpo, hanno preso di mira senza successo 2 svizzeri con le valigie. E a quel punto che sono intervenuti gli agenti del nucleo operativo della polizia locale. Gli agenti sono riusciti a bloccare l'autore del tentato furto ai danni dei turisti e arrestarlo a seguito dei numerosi precedenti specifici. A Mestre invece è stato arrestato dalla polizia locale uno spacciatore che aveva appena venduto una dose a un minore in via Dante. Il pusher aveva già a suo carico 4 denunce per spaccio di stupefacenti e un arresto negli ultimi 5 anni, oltre a precedenti per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. E un altro arresto è stato messo a segno dalla polizia nel Vicentino. È stato arrestato perché avrebbe molestato su un bus 8 studentesse, di cui 4 minorenni che stavano tornando a casa dopo la giornata di scuola. In arresto è finito un pakistano di 39 anni, disoccupato e regolare sul territorio italiano. È accusato di violenza sessuale aggravata. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri a bordo di un bus del servizio pubblico di Vicenza. Secondo le ricostruzioni, l'autista richiamato
sconcertato dai passeggeri e dalle urla di alcune persone, ha fermato la corsa cercando di capire cosa stesse accadendo e raccogliendo le testimonianze delle ragazzine, alcune in lacrime, che hanno raccontato subito delle pesanti molestie ricevute dall'uomo. Il conducente ha così chiamato la polizia, che, arrivata sul posto con diverse pattuglie, ha assistito ed ha sentito naturalmente le giovani studentesse, procedendo poi all'arresto dell'uomo, dicevamo appunto un pakistano di 39 anni. Ed ora una vicenda che ci porta a Padova, una spy story potremmo dire, vedremo poi le indagini che chiariranno di cosa si tratta. Microspie che sono state scoperte negli uffici comunali del settore lavori pubblici di Padova. La Guardia di Finanza indaga sull'assegnazione di appalti. Sentiamo. Una microspia posizionata dalla Guardia di Finanza all'interno di uno degli uffici del settore lavori pubblici del comune di Padova. Il congegno, scoperto per caso da alcuni addetti alle pulizie e manutenzione dei condizionatori, era stato nascosto per raccogliere informazioni per un'indagine conoscitiva. Gli accertamenti riguarderebbero la nomina di alcuni responsabili unici dei procedimenti, cosiddetti RUP, in alcuni appalti. La vicenda sta già suscitando non poche polemiche, visto che viene alla luce a poche settimane dalle elezioni comunali. Il sindaco Sergio Giordani in una nota ha precisato di essersi raccomandato affinché vi sia la più ampia collaborazione con l'autorità giudiziaria. È mio primario interesse che vengano quanto prima accertati sia l'operato dei nostri tecnici che gli eventuali elementi di danno della pubblica amministrazione da parte di soggetti esterni. È chiaro che se verranno appurate irregolarità e con precise responsabilità, chi ha sbagliato dovrà risponderne in prima persona, ha detto il sindaco. Andiamo ora nella zona dell'altopiano di Asiago, perché un furioso incendio ha devastato nella notte la mansarda di una villetta a Roana. Paura per i residenti, ma fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dell'abitazione. Sentiamo. Paura nella notte a Roana, dove è andata a fuoco la mansarda di un'abitazione. L'incendio si è sviluppato nel tetto di un'area sottoposta a ristrutturazione in via Fabris, a poca distanza dal centro abitato. Sul posto sono accorsi i pompieri di Asiago, Schio, Vicenza, oltre ai volontari di Tiene. 16 operatori, 3 autopompe e 2 autobotti e l'autoscala hanno lavorato per tutta la notte per domare il rogo e rimettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio. Grazie all'intervento dei pompieri le fiamme sono state circoscritte alla sola mansarda e al tetto in legno e lamiera. Nessun danno è stato arrecato al resto dell'abitazione disposta su 3 livelli. I residenti sono rimasti incolumi. Sul posto anche i tecnici dell'Enel e i carabinieri per le verifiche di rito. Secondo le prime informazioni pare che l'incendio sia stato innescato da una canna fumaria, ma le cause, come pure eventuali responsabilità, sono tuttora al vaglio dei tecnici e dei vigili del fuoco. Ed un incendio divampa in una falegnameria a lato dell'autostrada nel Padovano. Il fumo invade le corsie e traffico quindi fortemente rallentato. Vediamo. Le fiamme sono divampate tra le cataste di legna stipate nel magazzino. Un incendio ieri pomeriggio ha distrutto il laboratorio della falegnameria Marangon Cesare in via Ronchibassi a Padova. La titolare ha udito 2 botti, poi il fumo e le fiamme che in poco tempo hanno divorato tutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova e Abano Terme con 2 autopompe e 2 autobotti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. Il rogo infatti ha distrutto il magazzino e il laboratorio di lavorazione e ha danneggiato una parte della casa vicino, bruciata anche l'auto del figlio della titolare. Il fumo poi, provocato dall'incendio, ha invaso le corsie della vicina autostrada, provocando rallentamenti al traffico. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco stanno ora cercando di ricostruire le cause del rogo. E tragedia nel veneziano, dove un anziano è morto annegato. Ha perso la vita mentre percorreva via Seriola Veneta tra la frazione di Dollo di San Brusone e Mira con la sua bicicletta, probabilmente colto da malore. L'uomo, che aveva 75 anni, ha perso il controllo del mezzo cadendo in un canale. A lanciare l'allarme alcuni passanti.
Pressoché immediati i soccorsi del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti per i rilievi anche i carabinieri. Spetterà a loro stabilire la dinamica dell'incidente che ha portato alla caduta nel fossato e al decesso. Giancarlo Marigo era pensionato, aveva lavorato per la Miralanza ed era impegnato anche in attività di volontariato in parrocchia. E torniamo ora al giallo del cadavere senza nome ritrovato in Val di Fiemme, in Trentino. Una pista porta a Padova, sui colli euganei. Potrebbe essere di un uomo padovano il cadavere ritrovato lo scorso 2 maggio in una zona boschiva del comune di Castello Molina di Fiemme in Trentino. I carabinieri hanno divulgato le fotografie dei suoi tatuaggi per vedere se qualcuno li riconosce. Si tratta di tatuaggi rappresentanti simboli celtici del caos e 2 scritte runiche non decifrabili. L'uomo potrebbe essere morto il 4 di ottobre, come testimonia un diario del digiuno trovato a suo fianco che si ferma proprio a quella data, e lo stato di conservazione del corpo, rimasto per mesi ricoperto dal ghiaccio, confermerebbe queste ipotesi. Per i carabinieri lo sconosciuto potrebbe aver compiuto un rituale del digiuno di epoca celtica correlato ad un particolare rituale di purificazione dell'anima. In questi giorni si attende l'esito dell'autopsia per capire le cause del decesso. Secondo un primo esame si tratta di un uomo sui 35-40 anni, capelli lunghi castani, corporatura massiccia, alto 1,80 m. Alcuni testimoni che avevano parlato con lui nei mesi precedenti la sua scomparsa hanno detto che lo sconosciuto aveva fatto un riferimento ai colli euganei. Chiunque avesse informazioni utili al riconoscimento può contattare i carabinieri della stazione di Cavalese. Vendeva droga avvolta nella carta delle caramelle, arrestato un 60enne pregiudicato di Correzzola. Generazioni di bambini sono cresciuti sentendosi ripetere dalla mamma non accettare mai caramelle dagli sconosciuti. Evidentemente questo monito non ha fermato un 60enne pregiudicato di Correzzola, scoperto a distribuire cocaina davanti a casa confezionandola con gli incarti di comuni caramelle alla menta. I poliziotti della squadra mobile di Padova da qualche tempo monitoravano l'uomo, che aveva precedenti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Nei giorni scorsi il 60enne era stato visto uscire, raggiungere un magazzino ricovero attrezzi vicino a casa e poi consegnare piccoli involucri ai clienti. Era così a suo agio da uscire di casa a torso nudo per chiacchierare e passare le dosi, tutte a volte con precisione nella carta delle caramelle. I poliziotti hanno bloccato un acquirente e poi perquisito il 60enne, trovando gli altri 2 dosi in tasca. Nel capanno invece c'erano 37 dosi, il materiale per il confezionamento e soldi provento di spaccio. Il 60enne è stato arrestato ed è in attesa del processo per direttissima. Ed ora parliamo di economia. Dicevamo appunto che si cominciano a vedere i primi effetti della situazione internazionale, come del caro carburanti, della diminuzione degli acquisti e delle difficoltà di reperire le materie prime, produzioni quindi in calo e sospensione di attività. Il caso dell'Electrolux, emerso in questi giorni, potrebbe essere solo l'inizio di una situazione difficile per tutto il manifatturiero. Veniamo. Uno stop che diventa campanello d'allarme per tutte le imprese della marca. 3 giorni di sospensione della produzione dell'Electrolux di Susegana per colpa del calo di vendite non era mai successo prima. Tutti gli stabilimenti hanno registrato prima problemi giustificati con i mancati approvvigionamenti. L'improvvisa svolta si è avuta in questi giorni con un blocco delle produzioni a Porcia e Forlì per l'intera prossima settimana e a Susegana con la chiusura dal 30 maggio al 3 giugno. Appare chiaro come le tensioni belliche e i loro effetti macroeconomici siano la causa di quanto accade nel settore elettrodomestico, il secondo dopo l'automotive ad essere colpito per la gelata delle vendite. Le incertezze sul futuro, accompagnate dal netto aumento dei prezzi di energie e materie, hanno prodotto una spirale negativa, ma nemmeno le altre imprese se la passano bene. Secondo l'ultimo report della Camera di Commercio sul manifatturiero, nei primi 3 mesi del 2022 le imprese trevigiane hanno messo a segno una crescita della produzione industriale del più 3,5% sul trimestre precedente, ma l'incremento era stato del più 5,5% alla fine del 2021. Hanno forzato i bocchettoni di alcuni veicoli parcheggiati per aspirare il carburante, una banda di almeno 3-4 persone. All'arrivo dei carabinieri c'è stato un fuggi-fuggi generale, ma uno dei malviventi è stato bloccato.
Che il carburante costi molto di più, questa è una certezza, così un gruppetto di giovani ha pensato bene di andarlo a rubare. Nella notte 3 o 4 ragazzi hanno raggiunto furtivamente un parcheggio a Villorba e senza pensarci un attimo hanno forzato il bocchettone di un furgone e di un pulmino scolastico. Armati di tubi per aspirare il carburante e taniche da riempire, hanno iniziato l'operazione furto, ma non hanno pensato ai cittadini, l'estate, il caldo e la gente che nonostante la tarda ora una passeggiata la fa volentieri. Così qualche residente ha visto movimenti sospetti intorno ai mezzi. Immediatamente è stato chiamato il 112. Sul posto in pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Treviso. Alla vista dei militari la banda si è dileguata, un fuggi generale, ma uno dei complici è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri. Si tratta di un cittadino albanese di 22 anni residente nella provincia di Treviso, già noto alle forze dell'ordine. Taniche e carburante recuperati. Fra l'altro uno dei 2 mezzi presi di mira dai ladri è della MOM. Questa mattina si è svolto in tribunale il processo per direttissima, arresto convalidato, il giovane è stato condannato a 6 mesi e 200 euro di multa con il patteggiamento. È stato rimesso in libertà, il carburante a lui è costato davvero caro. Ed ora torniamo a parlare della notizia che vi abbiamo dato in apertura, quindi l'aggravamento nella serata di ieri del pesantissimo bilancio di vittime della tragedia che si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri a San Pietro in Gu, con questo incidente che ha visto uno scontro frontale tra un'auto e un mezzo pesante. Siamo ora in grado di collegarci con appunto San Pietro in Gu, con la collega Valentina Visentin e Cristian Roque Allende. Vedo con lei, credo sia anche il sindaco del paese. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, mi trovo esattamente nel luogo della tragedia, alle mie spalle, proprio in quel punto, lì è finita l'auto sulla quale viaggiavano i 6 cittadini nordafricani. Il bilancio di questo incidente è pesantissimo, 4 le vittime, 2 decedute sul colpo, le altre 2 in ospedale, una a Padova e una a Vicenza. Una strada, questa la Postumia, già al centro di altri incidenti mortali, molto pericolosa, e proprio ieri, guardate, un camion come questo stava svoltando, stava facendo proprio questa manovra e la macchina dei 6 nordafricani non ha visto la coda che si era formata per lasciare girare il camion, e ha sterzato all'improvviso invadendo la corsia opposta di marcia, ed è stata così centrata da un altro mezzo pesante che stava transitando proprio in quel momento. Con me, come dicevi Marta, c'è il sindaco di San Pietro in Gu, Paolo Polati, che torna dopo questa tragedia della strada a puntare l'attenzione su questa strada pericolosa. Esatto, buongiorno a tutti. Questa è una strada pericolosa, molto trafficata, è un'arteria stradale importante dove ogni giorno transitano molte macchine e camion. Già qualche anno fa questa strada, proprio questo tratto, è stato teatro di un altro incidente mortale dove avevano perso la vita altre 2 persone, e quindi come amministrazione ci stiamo muovendo anche con la prefettura per capire quali azioni volte alla prevenzione e alla sicurezza stradale andare a intraprendere. Ieri è stato veramente una scena terribile. Dopo essere stato allertato dalle forze dell'ordine mi sono recato sul posto per capire la gravità della situazione e insomma abbiamo subito capito quanto grave fosse. 2 persone erano già morte e altri 2 insomma sono state trasportate via con l'elisoccorso. Il conducente, che è stato identificato, è un ragazzo molto giovane di appena 22 anni, e quindi ritorna l'attenzione sulla prevenzione stradale, l'attenzione anche e soprattutto per i giovani di stare attenti quando si guida, perché proprio è frazione di un secondo perdere la vita in strada. Ecco, questa è anche l'ultima notizia che abbiamo oggi, aggiornamento. È stato identificato l'autista del mezzo, dell'auto, della Fiat Multipla. Si tratta di un nordafricano di 22 anni. Per le altre identificazioni invece sarà necessario i rilievi dattiloscopici che dovranno fare la questura di Padova e la questura di Vicenza. Da San Pietro in Gu è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie allora Valentina Visentin e al sindaco per questo collegamento su questo ennesimo dramma della strada che si è verificato nella nostra regione. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra poco.
Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di festa, ma parliamo anche di guerra, perché una delle ricorrenze più attese dai veneziani, quella della festa della Sensa, si arricchirà quest'anno di un gemellaggio davvero particolare. Ci colleghiamo quindi per tutti i dettagli con Lorenzo Maier da Venezia. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marta, a te e ai nostri telespettatori. Ecco, quindi che cosa succederà domenica della prossima settimana, festa della Sensa? Dunque, alla festa della Sensa, la prossima festa della Sensa, che come ricordavi giustamente tu sarà domenica prossima, 29 maggio, quindi fra 8 giorni, la città che si gemellerà con Venezia, sancendo così il gemellaggio adriatico, sarà la città di Odessa in Ucraina. Così dalla Serenissima, per la tradizione di Venezia, vuole arrivare un forte richiamo alla pace, ecco, un senso di solidarietà anche verso il popolo ucraino, ma soprattutto un richiamo per tutti a deporre le armi, a far parlare il linguaggio della pace. Sarà quindi una celebrazione, una giornata molto significativa che quest'anno si arricchirà di un gemellaggio internazionale di così alto profilo e grande significato. Il gemellaggio consiste, lo ricordiamo, nella consegna alla città di Odessa in questo caso dell'anello dogale, che verrà custodito ad Odessa per un anno e poi verrà riconsegnato nel 2023. A portare questo anello saranno i sindaci del Veneto, che lo hanno ricevuto, come ricorderete, lo scorso anno nel 2021, lo restituiranno a Venezia, che a sua volta lo donerà per questo prestito di un anno, ma molto significativo, alla città di Odessa. Così tutta Venezia vuole, attraverso una delle sue feste più sentite, una ricorrenza che, pensate, affonda le sue radici fin dall'anno 1000, con i dogi della Serenissima, dare un messaggio di attualità e di richiamo alla pace. Ci sarà il corteo acqueo quest'anno, che torna dopo che per 2 anni è stato ridotto a causa della pandemia, e sarà una festa, una celebrazione nella giornata in cui c'è la festa liturgica dell'Ascensione, che tornerà con un programma completo, con le regate, con la messa del Patriarca, che celebrerà dalla chiesa di San Nicolò dopo il rito del lancio dell'anello in mare. Ecco, allora ringrazio Lorenzo Maier, forse deve essere caduta la linea per questo collegamento relativamente al gemellaggio che verrà siglato appunto tra Venezia e Odessa in occasione della festa della Sensa. Torniamo ora a parlare di Covid, perché è arrivato poco fa il quotidiano bollettino regionale circa l'andamento dei contagi che segna un calo consistente rispetto a ieri, anche se comunque rimane ancora abbastanza elevata la circolazione virale nel nostro territorio. Sono 2010 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, per un totale di persone che nella nostra regione si sono infettate da inizio pandemia, pensate, di oltre 1.740.000 persone. Rimane comunque ancora elevato purtroppo il numero delle vittime, sono 9 nelle ultime ore le persone che hanno perso la vita, e prosegue la discesa dei dati relativamente agli attualmente positivi, che sono 40.367, quasi 2.000 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Forte discesa anche nei reparti ordinari, con 658 ricoverati, meno 41, mentre aumentano di un paziente, siamo a 38 i ricoverati nelle terapie intensive. La campagna vaccinale, state vedendo come sempre i dati che scorrono
relativi alle vaccinazioni segna soltanto 1803 somministrazioni nella giornata di ieri, in prevalenza si tratta di terze dosi, segno che appunto c'è stato un forte rallentamento della campagna vaccinale nelle ultime ore. Parliamo ora di economia con i dati consueti che sono diffusi al sabato dalla CGA di Mestre, che ha fatto un focus quest'oggi sui bonus, sui moltissimi bonus che appunto sono in vigore nel nostro paese, ben oltre 40, con un totale di esborso da parte dello Stato di oltre 121 miliardi. Sentiamo Paolo Zabeo. Abbiamo assolutamente bisogno di risorse pubbliche per calmierare il prezzo delle bollette di luce e gas, per raffreddare l'inflazione e per frenare il rincaro delle materie prime. I soldi possiamo recuperarli solo tagliando la spesa pubblica, ponendo fine alla stagione dei bonus e dei sussidi che spesso sono stati erogati a pioggia, finendo nelle tasche anche di chi non ne aveva alcun bisogno. Ecco, questa dunque la dichiarazione di Paolo Zabeo della CGA di Mestre sulla questione dei bonus. Noi ora ci spostiamo sul litorale perché parliamo di concessioni balneari. Concessioni balneari, tema particolarmente caldo in queste ore, che sta creando anche non poche fibrillazioni nella politica dopo l'ultimatum di Draghi ai partiti. Lo sappiamo, ne abbiamo parlato più volte, secondo le direttive dell'Europa le concessioni dovrebbero andare a gara nel 2024 e ovviamente c'è in questo momento grande preoccupazione tra gli operatori di tutto il nostro litorale. Vedo che si è collegato ora, e lo ringrazio per essere con noi, Alessandro Berton, presidente di Union Mare. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i teleascoltatori. Grazie allora per essere con noi. Quindi diciamo come stanno le cose dal vostro punto di vista? Sappiamo peraltro che ieri c'è stato un importante incontro proprio a Bibbione su questo tema, no? Delle concessioni demaniali delle spiagge. C'è una forte preoccupazione da parte degli operatori del settore. Sì, ieri eravamo impegnati a Bibbione in un importante convegno nazionale proprio per discutere di concessioni demaniali. Oggi, come può vedere, sono in collegamento dalla spiaggia, una bella giornata di sole, la costa veneta è aperta e quindi insomma parliamo un po' anche di turismo. Detto questo, abbiamo avuto sicuramente un'accelerazione sulla questione delle concessioni demaniali. Del resto, insomma, la posizione del Presidente del Consiglio ci era ahimè nota da tempo e noi non siamo stati sorpresi da questa evoluzione. In Veneto, fin dai giorni immediatamente successivi alla sentenza del Consiglio di Stato, abbiamo subito iniziato a lavorare per far preparare le aziende ad affrontare insomma, quelli che ormai appaiono gli inevitabili percorsi di evidenza pubblica. Noi ci auguriamo che il governo e in particolare il Presidente del Consiglio, che è uno stimato economista a livello internazionale, comprenda che il valore aziendale, il riconoscimento degli investimenti, del know-how gestionale, della professionalità dei tanti operatori veneti che hanno contribuito a determinare il primato turistico di questa regione, insomma, venga riconosciuto e se ne tenga conto durante quello che sarà l'iter legislativo che dovremo affrontare. Ecco, senz'altro, diciamo, ma le vostre richieste nello specifico quali sono? Sappiamo che c'è stato anche proprio uno scontro politico, no, su questo. Ma sì, guardi, la posizione del Presidente del Consiglio è anche motivata dal fatto che è difficile trovare un'intesa a livello politico all'interno del governo, vista anche la posizione del 5 Stelle, che è una componente fondamentale di questa compagine governativa e che su questo tema ha sempre avuto una posizione, come dire, abbastanza di chiusura. Noi fondamentalmente vogliamo che venga riconosciuto quello che è stato fatto sin qui. Questo territorio ha reagito in maniera diversa rispetto ad altre regioni costiere. Noi non abbiamo mai fatto le barricate nell'affrontare i futuri percorsi di evidenza. Se quando sarà necessario ci faremo trovare pronti, però è assolutamente paradossale e inaccettabile che non si tenga conto nella maniera opportuna
di quello che è stato fatto sino a qui. Non mi stancherò mai di ricordare che il suolo demaniale è un bene pubblico, le aziende che insistono sul demanio marittimo sono aziende private, sono aziende di proprietà degli operatori, costruite in anni di investimenti e di sacrifici. Ebbene, quegli investimenti e quegli sacrifici vanno riconosciuti, non potranno non essere riconosciuti. Di questo io ho avuto modo di parlare direttamente anche di recente con il ministro Garavaglia a Roma, ho avuto delle rassicurazioni dal centrodestra di governo e dal ministro in persona, mi fido del ministro Garavaglia e quindi credo che questo sarà quello che riusciremo ad avere alla fine. Ecco, vorrei farle vedere, se ha un attimo per restare con noi, un servizio che abbiamo realizzato ieri proprio sulla spiaggia del Lido di Venezia relativamente alle concessioni balneari, perché proprio a fronte di questa situazione di preoccupazione che abbiamo detto, ci sono anche alcuni che hanno deciso di bloccare gli investimenti. Vediamo. Il tema del rinnovo delle concessioni balneari sta creando notevole fermento e divergenze nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. Secondo l'Europa dovrebbero essere messe a gara e quindi in discussione già nel 2024. La cosa certa è che l'argomento rappresenta già oggi una spina nel fianco per i nostri gestori degli stabilimenti balneari nel veneziano. Alcuni, vista l'incertezza del futuro, hanno pensato di bloccare gli investimenti che erano in programma. Noi per esempio quest'anno siamo rimasti bloccati con gli investimenti, soprattutto volevamo rifare tutta una serie di interventi, soprattutto ai bagni, mettendo pannelli solari, solare termico e compagnia bella, ma purtroppo finché non sarà legge questa proposta di legge siamo un po' tutti bloccati. Stiamo aspettando il 2024 per presentare i progetti nuovi per andare a bando. C'è ancora molta confusione da parte di chi sta scrivendo questa legge. La preoccupazione nell'area è ben tangibile. Speriamo insomma che non facciano una cosa che ci venga una zappa sui piedi, perché noi tanti anni che siamo qua, che investiamo, che facciamo di tutto, anche tante cose non vengono dette, noi paghiamo delle concessioni molto care. Alcune attività per la cura e manutenzione dell'arenile vengono protratte dopo l'estate, anche per la stagione invernale. Paghiamo la pulizia della spiaggia, siamo noi che ce ne occupiamo dello spiaggiato, della protezione delle dune invernali, e sono tutte cose che la gente non capisce, perché non sa quanto andiamo a spendere realmente per il mantenimento del litorale, oltretutto dando lavoro a molte persone. Ecco Berton, no? Questi sono gli operatori del Lido di Venezia, quindi qualcuno si è come dire, bloccato in quelli che sono gli investimenti, e si sottolinea anche tutta la filiera poi del lavoro che c'è comunque dietro, che non è solo limitata allo stretto periodo della stagione. Sì, la persona che avete intervistato è uno dei nostri associati, il Consorzio degli operatori balneari del Lido fa parte della grande famiglia di Unione Mare Veneto. È del tutto evidente che questa situazione di incertezza che si sta protraendo diventa un problema anche nella pianificazione degli interventi e di investimento. Ribadisco ancora una volta, la Costa Veneta ha reagito in maniera responsabile a questa criticità, noi non abbiamo assunto posizioni oltranziste come è accaduto in altri territori del nostro Paese. Se e quando sarà necessario affrontare questi percorsi di evidenza, ci faremo trovare pronti a farlo. Chiediamo delle regole certe, chiediamo che ci venga riconosciuto quanto di buono è stato fatto sin qui, chiediamo che ci venga riconosciuto soprattutto il valore che abbiamo contribuito in maniera determinante a creare, ma soprattutto abbiamo la necessità, per mettere in sicurezza un comparto strategico del nostro Paese, di far sì che chi ha gestito un bene pubblico con attenzione e premura fino a qui possa continuare a farlo. Il Veneto da questo punto di vista è sicuramente una regione che si è distinta proprio attraverso l'operato dei suoi operatori.
Certo, senz'altro, e sappiamo che la questione, proprio questa questione dei balneari assieme ad altre, è stata al centro anche di un incontro privato che c'è stato ieri tra il presidente della regione del Veneto Luca Zaia e il premier Draghi, che come abbiamo documentato nei nostri telegiornali è stato appunto in Veneto per visitare nel Veronese, in particolare a Somma Campagna, per visitare una scuola e poi il monumento di Custozza, ma c'è stato questo incontro, insomma, e dalle indiscrezioni che sono trapelate si è affrontata proprio anche questa questione. Sentiamo quindi l'intervista al presidente della regione Zaia, poi ne parliamo con lei, Berton. Noi siamo in assoluto accordo tra presidenti di regione perché il tema dei balneari venga risolto con il buon senso. Da un lato ci sono dei temi sicuramente riconoscibili che sono quelli della libera concorrenza, che sono quelli di allinearci a quello che poi sono le normative, dall'altro c'è anche l'investimento e l'aver creduto in tempi nei quali queste aree demaniali erano abbandonate, erano discariche. Oggi se c'è un fenomeno turistico in Veneto, siamo la prima regione turistica d'Italia rispetto alle spiagge, ricordiamoci che una generazione, massimo 2 generazioni fa, erano assolutamente abbandonate e non conoscevano neanche il turismo, quindi va riconosciuto questo lavoro, lo sforzo che hanno fatto i nostri balneari, quindi bisogna che ci siano tutti i correttivi del caso affinché loro possano partecipare in maniera assolutamente equa e bilanciata alle eventuali gare. Ecco, queste dunque le parole del presidente della regione Zaia. Insomma, sembra che ci siano delle prospettive di un accordo che possa in qualche maniera soddisfare anche quelle che sono le vostre richieste. Ma guardi, il governatore Zaia ha ricordato ancora una volta il primato turistico di Regione del Veneto e a me piace sottolineare il fatto che di quel primato la costa da sola rappresenta quasi un 50%. Detto questo, mi lasci ricordare ancora una volta che il sostegno e l'interlocuzione che Regione Veneto ci ha sempre dato in questi mesi è stato fondamentale e probabilmente la capacità di interagire e di collaborare da una parte con la Regione del Veneto e dall'altra parte con la conferenza dei sindaci della costa è uno dei tanti motivi che giustificano il primato di questo tematismo balneare. Già con l'assessore Caner negli scorsi mesi noi avevamo portato delle proposte concrete sul tavolo del ministro Garavaglia proprio per contribuire alla stesura di questo disegno di legge. Ricordiamo che in Veneto è già presente una legge, la legge 33, che disciplina la materia turistica, che è una legge addirittura del 2002 che contempla la possibilità di rilasciare delle nuove concessioni demaniali per effetto di percorsi di evidenza. È bene ricordare che le uniche concessioni demaniali che non andranno a gara sono venete e sono molti gli esempi a Bibbione, a Lido di Venezia, a Eraclea, a Sottomarina, a Cavallino Treporti. Ci sono già molti concessionari che hanno concorso in questo senso ed hanno ottenuto dei titoli validi. Ribadisco, ci faremo trovare pronti, ma il governo deve capire che non si può penalizzare chi fino a qui ha operato bene, continuando ad investire, prendendosi cura del territorio, perché voglio anche ricordare la cura che i balneari hanno, ad esempio, nel tema del rifiuto spiaggiato, della pulizia e soprattutto del contrasto all'erosione, visto che in molti casi il ripescimento manutentivo sulla costa viene fatto con progetti di partenariato pubblico-privato, quindi chi fin qui ha operato bene deve essere tutelato e deve essere messo in condizione anche nei confronti dei principi di libera concorrenza di poter avere il riconoscimento di quanto fatto fino a qui. Ecco, principio di libera concorrenza, perché è proprio questo alla fine il tema nodale della questione e quello sostanzialmente che viene imputato all'Italia dall'Europa, che ha chiesto appunto di accelerare su questo tema. Ma diciamo il rischio, per spiegare anche a chi ci sta seguendo da casa, il rischio che diciamo si corrono gli attuali concessionari qual è? Ma il rischio è quello di non riuscire ad ottenere il rinnovo della nuova concessione. Questo è un rischio concreto, perché è del tutto evidente che se c'è un percorso di evidenza pubblica, quello che in maniera impropria a volte si chiama gara, ebbene questo percorso lo si può vincere ma lo si può anche perdere. È per questo che in maniera forse anche un po' ripetitiva non mi stancherò mai di sottolineare quanto è stato fatto sino a qui.
Detto in maniera molto, molto semplice, se dovremmo affrontare i percorsi di evidenza pubblica non ci sottrarremo a questo, però lei capisce che il primato turistico di questa regione dipende esclusivamente da due fattori: da una parte la bellezza del nostro territorio e dall'altra parte dalla professionalità dei nostri operatori, che in tutti questi anni non hanno mai smesso di investire, di innovare, di migliorare, di innalzare il livello della qualità dei servizi da offrire alla propria clientela. Pensiamo allo sforzo che è stato fatto in questi 2 anni di Covid, in cui sempre grazie in sinergia con Regione Veneto abbiamo portato avanti il progetto Blue Zone, abbiamo certificato le aziende, abbiamo condiviso le stesse metodologie di sanificazione. Tutto quello che è stato fatto fino a qui ci deve essere riconosciuto, e quindi il valore aziendale, gli investimenti, il know-how degli operatori che sino a qui sono stati dei gestori, dei custodi premurosi ed attenti di un bene pubblico deve essere riconosciuto e non si potrà non tenerne conto. Certo, senz'altro. C'è chi ha paventato anche il rischio di cordate straniere, no? Visto che si parla di Europa, che potrebbero poi alla fine impadronirsi, tra virgolette, insomma, delle nostre spiagge. Guardi, questa è una possibilità che ovviamente noi non possiamo escludere. Personalmente io non ritengo che possa essere un rischio concreto ed imminente, però ogni imprenditore ha la necessità di confrontarsi con il mercato e in qualche modo nemmeno noi vogliamo sottrarci a questa situazione. È evidente che le regole devono essere certe e soprattutto che la riassegnazione delle concessioni balneari deve tener conto del fatto che queste attività economiche sono anche, insistono in quella che è una componente strategica del nostro territorio, anche dal punto di vista naturalistico, ambientale, della sicurezza. Le coste sono di tutti, sono un bene pubblico, non tutte le coste sono occupate da attività economiche, le attività economiche che insistono su quelle coste sono di proprietà privata. Non stiamo parlando di affitti d'azienda, perché molto spesso quando si parla di questo argomento se ne parla anche magari senza entrare poi nel merito delle questioni. Le aziende, gli stabilimenti balneari, i campeggi, gli alberghi che hanno a che fare col demanio marittimo non sono dello Stato e vengono dati in concessione come affitto d'azienda, sono stati costruiti dai privati e sono di proprietà di aziende private. Quindi nel momento in cui questa azienda privata, che dovrà concludere nel nuovo percorso di evidenza per vedere la riassegnazione del proprio asset, nel caso malaugurato, e ci auguriamo che non sarà così e stiamo lavorando perché non debba essere così, non dovesse riuscire ad ottenere quella concessione, è giusto che venga indennizzata ed è giusto che gli venga riconosciuto tutto quello che ha fatto sino a qui nella maniera più equa e corretta possibile. Certo, senz'altro. Veniamo ora a un tema diciamo più leggero e piacevole, vista la bella giornata. Sappiamo che c'è nella giornata di oggi un grande assalto alle spiagge. Dovevamo avere proprio adesso un collegamento con i colleghi da Jesolo, che sono partiti dalla nostra sede di Mestre e in realtà devono ancora arrivare perché sono bloccati in coda, nella lunga coda che c'è per arrivare al mare. Quindi immagino insomma che sia davvero il primo fine settimana di grande afflusso di persone nella spiaggia e lo ricordiamo anche è il primo con il venir meno di quelle che sono state le regole degli anni precedenti, no? Che hanno contrassegnato il periodo del Covid. Quindi che spiaggia troveremo quest'anno e che cosa troveranno i veneti e i turisti dal resto d'Italia e dell'Europa che frequenteranno le nostre spiagge? Cosa troveranno sotto l'ombrellone? Allora mi lasci iniziare col dire che la costa veneta è pronta, tutte le località sono operative, sono aperte già dalla settimana scorsa. Proprio con questo weekend, tra oggi e domani, andremo all'apertura del 100% delle strutture, per cui tutti i 140 km di costa veneta attraverso le sue 10 splendide località balneari sono pronte ad accogliere i tanti turisti che sono convinto anche quest'anno continueranno a premiarsi e continueranno a determinare il primato turistico di questo territorio. Detto questo, lei ha detto bene, questa è la prima stagione dopo 2 stagioni molto difficili del 2020 e del 2021, tra virgolette senza Covid o comunque con una situazione più
sicuramente migliore e soprattutto con il venir meno dello stato d'emergenza. Nonostante questo, gli operatori veneti, anche in sinergia proprio con Regione Veneto, con la conferenza dei sindaci, hanno comunque voluto mantenere tutte quelle attenzioni che abbiamo sviluppato nelle stagioni precedenti, e quindi la riconferma del grande progetto Blue Zone, il progetto di certificazione relativo alle aziende e di sanificazione delle strutture. Questo perché, indipendentemente dal fatto che non vi sia più lo stato d'emergenza, il Covid ci ha insegnato molto dal punto di vista imprenditoriale. È stato profuso un grande sforzo negli ultimi 2 anni per capire come riadeguare le nostre spiagge, come creare un nuovo concept che potesse offrire a tutti gli ospiti le spiagge del Veneto al più alto livello di sicurezza possibile. Crediamo che la sensibilità delle persone su questi temi non tornerà indietro, e quindi anche per il 2022 sono stati confermati tutti quei protocolli di attenzione per far sì che tutte le persone che possano venire sulla costa veneta, siano essi turisti, siano i nostri cittadini che vogliono godersi il mare e le spiagge, lo possano fare in assoluta sicurezza. Ecco, il distanziamento tra gli ombrelloni come sarà? Come nell'era pre-Covid, oppure diciamo quanto accaduto in questi 2 anni ha comunque lasciato il segno anche in questo? Guardi, il Veneto è l'unica regione italiana che ha una legge regionale, la 33, l'ho già citata prima, che tra le tante cose che disciplina fissa anche lo spazio degli ombrelloni e quindi la vivibilità delle piazzole in ben 16 metri quadri. Quando lei ricorderà, nel 2020 vennero fatti i protocolli nazionali per fissare le distanze, in qualche modo noi venne abbassata dal governo questa metratura per agevolare altri territori che hanno grande densità, ma sicuramente non il nostro. E quindi il concetto che ho esposto poc'anzi relativo alla Blue Zone e alla sanificazione rimane anche per le distanze. Le spiagge del Veneto non torneranno indietro, abbiamo spazi generosi, abbiamo un'ottima vivibilità, ci sono alcune zone particolarmente colpite dai fenomeni erosivi che vanno in deroga a questa disposizione, ma la stragrande maggior parte delle spiagge del Veneto continuano a portare avanti questo parametro, quello del 4x4, e quindi di offrire almeno 16 metri quadri di vivibilità, proprio nell'ottica di dare il maggior servizio possibile ai nostri ospiti. Certo, abbiamo anche la fortuna, no, di avere, salvo rare eccezioni, insomma un litorale molto ampio, con spazi molto ampi che fanno sì proprio, credo che sia uno dei più amati anche dai turisti stranieri, in particolare, no, tedeschi e austriaci, che cominciano ad arrivare la prossima settimana, no, tra l'Ascensione e la Pentecoste si entra davvero nel vivo della stagione balneare. Sì, guardi, abbiamo già diversi stranieri che frequentano le nostre spiagge. Io oggi mi trovo a Bibbione per lavoro, insomma ho incrociato questa mattina diversi turisti austriaci passeggiare qui lungo Corso Europa. Come ha ricordato lei, le prossime settimane arriveranno appunto le consuete festività dei mercati di prossimità di lingua straniera. Come ho detto in apertura di questa battuta, la Costa Veneta è pronta, siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti, gli stabilimenti balneari sono allestiti, i campeggi sono aperti, gli alberghi sono aperti. Io penso che ci siano tutti i presupposti per fare un'ottima stagione. Gli indicatori si attestano su numeri pre-Covid, in alcuni casi addirittura al di sopra del 2019. Rimane per il momento la difficoltà di reperire personale che sta interessando anche e soprattutto il comparto delle spiagge, ma insomma da patologici ottimisti quali continuiamo ad essere, siamo pronti ad accogliere tutte le persone che vorranno venire a trovarci. Bene, allora io la ringrazio, incrociamo naturalmente le dita per la stagione che sta appunto per iniziare, poi naturalmente anche per la questione delle concessioni che a quanto pare insomma entro la fine del mese dovrà in qualche maniera essere risolta. Questo almeno è l'ultimatum che Draghi ha dato ai partiti, altrimenti insomma si andrà al voto di fiducia. Io ringrazio Alessandro Berton, presidente di Union Mare, per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro e buona stagione 2022. Grazie a voi, vi aspettiamo sulla Costa Veneta. Grazie, un saluto. Noi ora ci fermiamo, linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi.
Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Parliamo ora di tassazione. Ringrazio subito i nostri ospiti che sono qui con noi quest'oggi per fare il punto sulla pressione fiscale sulle società di capitale. Benvenuti e grazie a Camilla Menini, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi, e al Professor Antonio Viotto, ordinario di diritto tributario all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professore, grazie. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, perché questo focus? Perché alla recente assemblea di approvazione del bilancio consultivo l'Ordine dei Commercialisti di Treviso ha presentato un'analisi sulla pressione fiscale delle quasi 18.000 società di capitale trevigiane, un'indagine insomma molto ampia ed articolata. Comincerei quindi da lei, professor Viotto. Che cosa è emerso da questa analisi? Sì, è un'analisi che la Commissione di studio di diritto tributario nazionale e internazionale dell'Ordine conduce e ha condotto per diversi anni. Anche quest'anno ci siamo concentrati sulla tassazione delle società di capitali del Triveneto e poi con una focus su quelle della provincia di Treviso. È emerso un dato abbastanza chiaro, cioè che con riferimento all'anno 2020, perché i bilanci analizzati sono quelli del 2020, si sono visti gli effetti della pandemia in termini di aumento delle società in perdita, di diminuzione dei ricavi e di diminuzione di quella che è l'incidenza della tassazione, il peso delle imposte, intendendosi le imposte sul reddito, che gravano appunto sui risultati delle società. Questo andamento è un andamento che si vede in modo chiaro in tutte le classi di fatturato nelle quali abbiamo diviso le società di capitali. Si vede una riduzione molto marcata nelle società più piccole, di più piccole dimensioni, fino a 250.000 euro di fatturato e poi da 250 a 1 milione, e comunque una diminuzione sensibile anche nelle società che appartengono alle categorie diciamo un pochino più grandi, di dimensione più grande, quindi quelle che vanno dai 5 ai 25 milioni di fatturato e oltre i 25 milioni di fatturato. Quindi una diminuzione, peraltro questo conferma un trend, una tendenza di diminuzione che noi abbiamo osservato già a partire dal 2015. Il punto è che nell'ultimo anno, nel 2020, rispetto al 2019, si assiste ad un calo più marcato. Si assiste proprio soprattutto sulle classi più basse di fatturato, sulle imprese, quindi sulle società più piccole, tra virgolette, si assiste ad un calo più sensibile. Ecco, questo calo più sensibile è sicuramente l'effetto della pandemia e anche in una certa misura, poi se vuole approfondiremo a questo punto, l'effetto delle misure che sono state poste in campo dal governo per contrastare appunto l'effetto degli eventi pandemici. Ecco, sì, senz'altro, ma questo è un punto importante da affrontare, no? Perché ovviamente forse chiaramente ce lo si aspettava, visto quello che è accaduto, no? nel 2020, forse magari non ci si aspettava questo secondo aspetto, magari nella misura anche così marcata che è stata evidenziata dall'indagine che avete effettuato. Presidente Menini, quali sono secondo lei le aree di intervento sulle quali si può in qualche maniera appunto intervenire per aiutare queste società a riprendere competitività, perché poi ovviamente è questo, no, il nodo centrale, il problema che si trovano ad affrontare queste imprese. Buongiorno, grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori.
Diciamo che se pensiamo ai fattori di competitività, a mio avviso dobbiamo pensare essenzialmente a 3 elementi. La pressione fiscale, che comunque risulta elevata, la presenza di un fisco un po' troppo inquisitore e poco conciliante, e una giustizia tributaria poco efficiente, che non è in grado di garantire anche in tempi brevi direi la certezza del diritto. Sono questi 3 fattori che drenano risorse per le nostre imprese, che potrebbero invece essere risorse dedicate allo sviluppo. Ecco, teniamo presente che la Banca Mondiale, in una ricerca che ha fatto, ha considerato come l'Italia nel rapporto proprio con il fisco si trova al 128° posto su un elenco di 190, per cui c'è del lavoro ancora da fare a proposito. Siamo messi malino rispetto al resto dell'Europa su questo. Sì, assolutamente. Penso che allora, la ricerca ha evidenziato, come ha egregiamente illustrato il professor Viotto, una situazione positiva, direi, per quanto riguarda le imprese del territorio del nostro, del Veneto. Però se guardiamo nel complesso, in Italia comunque la pressione fiscale è ancora elevata se ci compariamo con altri paesi anche più industrializzati. Certo, sì, no, prego, concluda. No, voglio dire che c'è questo fatto, questo elemento che è emerso nel Veneto, a mio avviso ha dimostrato anche la capacità imprenditoriale delle nostre imprese di cogliere anche quei sistemi comunque di agevolazione fiscale che sono stati messi a punto proprio per far fronte alle problematiche che sono sorte con la pandemia. Senz'altro, questo è evidente. Professor Viotto, ritornando a quanto stavamo dicendo prima relativo ai due aspetti, in che misura quindi si può quantificare anche questo calo che c'è stato in relazione alle misure che sono state prese dal governo per contrastare appunto la pandemia? Allora, per quanto riguarda le società di taglia più piccola, quindi fino a 5 milioni, rispetto alla mediana, teniamo conto che la mediana è un indicatore di posizione, non è in grado di rappresentare completamente il fenomeno, però dà un'indicazione, anche se, soprattutto se parametrata alle mediane degli anni precedenti. Se andiamo a vedere la mediana sulle società di taglia più piccola, noi abbiamo uno scalino dal 2019 al 2020 di 6 punti percentuali, quindi 6 punti in meno di percentuale di tassi di imposizione rispetto all'utile di bilancio. Questo, chiaro, per capire esattamente quali sono tutte le cause bisognerebbe fare delle analisi molto più approfondite, però intanto possiamo anche azzardare delle ipotesi non campate per aria e potremmo dire che questo calo sulle aziende più piccole abbia dell'incidenza della tassazione sia dipeso dalle misure che sono state messe in campo, cioè le misure che il governo ha attuato di sostegno in termini di contributi alle imprese che hanno perso fatturato. Queste misure hanno aumentato l'utile, ma al tempo stesso non hanno fatto aumentare l'imposizione, perché quella parte di utile non era assoggettata a tassazione. Quindi sulle imprese più piccole le misure di sostegno poste in essere dal governo sono state, possiamo dire, da questo punto di vista efficaci, perché hanno consentito di ridurre l'incidenza della tassazione. Sulle imprese di taglia, tra virgolette, medio-grande, lì si vede che ci sono degli effetti di misure che sono state poste in essere da tempo, che sono misure molto importanti. Perché sono misure che stimolano gli investimenti che vanno in una certa direzione, gli investimenti in tecnologia, ad esempio penso
all'industria 4.0, oppure gli investimenti in ricerca e sviluppo. Ecco, questi investimenti sono agevolati perché mano a mano che aumentano le spese verso questi investimenti, il fisco, lo Stato, concede una riduzione di imposizione. Quindi abbiamo per queste aziende più grandi un calo dell'imposizione che si vede progressivo e costante, che probabilmente risente appunto di queste misure di favore. Tu fai degli investimenti che lo Stato considera meritevoli in tecnologia e poi si sarà in sviluppo sostenibile, bene, lo Stato ti premia dandoti un credito d'imposta, consentendoti di pagare meno imposte. Questo secondo me è una strada molto, molto giusta, piuttosto che procedere con delle diminuzioni indiscriminate di imposizione. Ritengo che sia molto giusto invece procedere con delle diminuzioni selettive a chi segue determinati flussi che vengono considerati positivi per il Paese, per il sistema economico, non solo per il singolo imprenditore. Qui ci deve essere un premio. Certo, Presidente Menini, lei che cosa ne pensa delle attuali regole fiscali? Ma si può rispondere a questa domanda con un approccio un po' generale, direi, sul discorso del dibattito sulla riforma fiscale che è molto acceso, lo vediamo nei giornali ogni giorno, sono appunto momenti di confronto sulle regole per la tassazione della casa, sull'opportunità di mantenere nel nostro sistema un meccanismo di prelievo cedolare e altro ancora. Dibattiti che mettono anche in contrapposizione le forze di governo e che rendono evidente come il confronto fra le regole fiscali sia centrale nel nostro Paese. Attenzione che le regole del diritto tributario sono decisive per il lavoro dei professionisti e anche per le aziende che si trovano ogni giorno a misurarsi con una complessità da affrontare sempre più crescente. Ci si attende quindi una riforma fiscale che renda il nostro Paese più competitivo e si dovrebbe puntare, a mio avviso, su delle regole fiscali costanti, perché nella costanza della regola io trovo ci sia la semplificazione del nostro sistema fiscale. Possiamo fare anche quest'altra considerazione, cioè in un sistema economico complesso anche il sistema fiscale per forza di cose non può che essere complesso, però ripeto, delle regole costanti ci consentirebbero anche di svolgere un ruolo di assistenza alle imprese in maniera più adeguata e più efficace. Ecco, per quanto riguarda il PNRR, Presidente, secondo lei e la sua categoria naturalmente, che cosa ne pensa? Quali sarebbero, diciamo, le cose maggiormente da utilizzare per i settori dei quali voi vi occupate? Diciamo che abbiamo tutti una grande responsabilità sull'utilizzo delle risorse del PNRR, prima di tutto come cittadini, perché sono risorse a debito che graveranno sui nostri figli e probabilmente anche sui nipoti, e poi nel nostro caso come professionisti, perché possiamo essere utili nella fase preventiva e progettuale accanto ai soggetti attuatori. Questo grazie alle nostre competenze, che sono competenze di costruzione dei budget, dei piani prospettici e anche nella fondamentale fase di verifica. Tenendo a disposizione le nostre specifiche competenze legate al controllo, alla rendicontazione e alla certificazione dei costi. Inoltre possiamo dare il nostro supporto ai soggetti realizzatori, che sono gli operatori economici coinvolti nella realizzazione del progetto, che vengono individuati dai soggetti attuatori nel rispetto, attenzione, della normativa comunitaria e nazionale applicabile. Ci sono enti come la Regione Veneto che hanno già individuato 16 filoni principali di intervento, perché hanno la capacità organizzativa e di pianificazione.
ma in Veneto ci sono 550 comuni e non tutti hanno le risorse e le professionalità interne per organizzare e gestire questi progetti importanti che per essere finanziati devono avere i requisiti corretti. E in questo noi commercialisti sul territorio possiamo fare da catena di trasmissione tra le amministrazioni e le imprese coinvolte, perché non dobbiamo dimenticarci che anche le imprese stesse possono essere destinatarie dei fondi e non solo le amministrazioni. Certo, certo. Un'ultima domanda volevo fare al professor Viotto prima di concludere, relativa al periodo, diciamo, successivo. È chiaro che i dati che sono oggetto della ricerca, lo accennava lei all'inizio, sono relativi a quelli del 2020 ovviamente, ma c'è un sentore per cui possiamo già in qualche maniera anticipare un trend per l'anno successivo, se la situazione è migliorata oppure no? Diciamo che i bilanci del 2021 sono in chiusura in questi giorni, in queste settimane. Sicuramente io penso, da quello che si vede, sarà confermato. 2021 sarà un anno particolare, e io penso che però dal punto di vista della tassazione, della entità, del peso delle imposte sui redditi, sull'utile di bilancio, penso che non ci saranno ulteriori scalini o così sensibili come abbiamo visto nel 2020, però io penso che il trend di calo continuerà, perché le misure messe in campo sono misure che sono destinate a proseguire nel tempo. Ecco, soprattutto quegli stimoli a cui facevo riferimento, agli investimenti, sono misure destinate a mantenersi nel tempo. E anche io penso nel 2021 un effetto significativo potrà avere una misura che si chiama ACE, questo potenziamento di questa misura, che è uno stimolo alla capitalizzazione delle imprese. Tanto più le imprese sono capitalizzate, quindi hanno apporti di capitale da parte dei soci o mantengono al loro interno gli utili che si formano, e quindi tanto meno hanno bisogno di ricorrere al debito, tanto più quindi si capitalizzano le imprese. Ecco, con questo strumento che si chiama ACE, all'aumentare della capitalizzazione delle imprese diminuisce l'imposizione, c'è uno sconto sull'imposizione. Ecco, nel 2021 questo strumento è stato potenziato e mi aspetto che nei bilanci del 2021 si possa vedere l'effetto di questa misura. È una misura molto importante, ripeto, anche questa va verso l'utilizzo della leva fiscale in modo selettivo. Chi si adegua, chi segue determinati input, che sono, ripeto, input che vanno a beneficio della comunità, della generalità del sistema economico, non solo del singolo, chi segue questi input ha dei benefici. Questo è, ripeto, molto, molto importante. Poi dall'altra parte è chiaro che il sistema, come diceva bene la Presidente Menini, il sistema sta beneficiando e beneficerà di risorse a debito. Queste risorse dovranno essere pagate. Teniamo conto che per esempio nel 2021 i dati che sono stati già certificati dall'Istat dimostrano un aumento della pressione fiscale complessiva, non sulle società, perché sulle società avremo un calo, ma complessivamente avremo un aumento della pressione fiscale nel 2021. E io spero che le misure che il governo ha posto in essere per il 2022, visto che lei mi ha detto di guardare avanti, io spero che per soprattutto la rimodulazione dell'IRPEF e quindi la tassazione delle persone fisiche, io spero che queste riescano ad incidere e ad invertire la tendenza, perché il 2022 temo che sarà invece, rispetto al 2021, un anno molto più complicato. Ed è quello che stiamo un po' cominciando già a vedere tutti noi come semplici cittadini. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Camilla Menini, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso, e grazie al Professor Antonio Viotto, ordinario di diritto tributario all'Università Ca' Foscari di Venezia. Una buona giornata e un buon lavoro, grazie. Grazie a voi. Grazie, un saluto, arrivederci.
Ecco, noi ora torniamo sul litorale, torniamo sulle spiagge per parlare della apertura della nuova stagione turistica, perché vedo che abbiamo in collegamento da Jesolo la collega Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. In attesa di collegarci con voi ci siamo anche per bene rosolati, che un po' di abbronzatura non fa mai male. Io qui Alberto Maschio, il presidente dell'associazione jesolana degli albergatori, proprio per parlare di questo avvio di stagione turistica estiva. Come vedete ci troviamo sul lungomare delle Stelle, quindi dovrebbe portare anche bene, di buon auspicio. Allora Maschio, come siamo partiti? Anche se in realtà è il weekend prossimo quello davvero caldo. Allora, siamo partiti molto bene già con la Pasqua passata e con dei numeri importanti. Maggio sapevamo essere un mese un po' scarico, non essendoci le festività tedesche, ma devo dire che già da questi weekend si vede una buona affluenza. Poi l'infrasettimanale c'è un po' di calo, con la prossima settimana 25-26 l'arrivo dell'Ascensione, quindi festività care ai nostri mercati di riferimento, Austria e Germania in particolare. Direi che si andrà sold out e si avrà un vero assaggio di piena estate. Ecco, quali sono le previsioni proprio per il prossimo fine settimana? Abbiamo già qualche numero, sappiamo che lei comunque ha anche delle strutture, quindi tocca proprio con mano. Sì, diciamo che dal 25 al 30, insomma quei 4-5 giorni in particolare, credo che la località toccherà veramente il sold out per quei 4-5 giorni di festività, che sono i giorni per i quali hanno le vacanze proprio nei mercati di Austria e Germania, quindi lì toccheremo un sold out. Avremo poi un leggero calo con i primi di giugno, ma poi c'è la Pentecoste, il Corpus Domini. Devo dire che i numeri che stanno emergendo in questo momento per la stagione sono numeri che danno l'idea di una stagione ottima, direi. Ci stiamo anche augurando che il meteo si mantenga proprio come oggi. Noi abbiamo già prenotato il sole da adesso fino al fine settembre e stiamo contrattando anche i primi di ottobre, quindi è chiaro che gli aspetti meteorologici per noi sono fondamentali. Al mare ci si va soprattutto nel periodo estivo con il sole, senza chiaramente paghiamo un po' il dazio, anche se oggi le località offrono molto anche nelle giornate di tempo incerto. Chiaro che in questo momento che abbiamo già un 40% di occupazione acquisita per la stagione, quindi siamo ai livelli prepandemici, questo 40% sta continuando a crescere. Se il sole ci aiuta, credo che saranno percentuali che sfioreranno il tutto esaurito. Maschio, ci sono state un po' di polemiche, insomma, se così le vogliamo chiamare, per quanto riguarda il personale. È stato difficile reperire personale per questa stagione turistica? È già stato reperito? Com'è la situazione al momento? In questi casi si deriva una situazione fluida, no? Allora è evidente che è una tematica che si protrae da tempo. Il Covid ha semplicemente avuto quella capacità di accelerare un processo che era già in atto e che sinceramente non risulta essere un problema della sola categoria alberghiera, del comparto turistico. Semplicemente il comparto turistico fa da cartina tornasole di un problema molto più diffuso. Lo fa perché concentra la maggior parte delle assunzioni in un periodo molto limitato e quindi si ha veramente uno specchietto della realtà. Purtroppo sappiamo essere una tematica diffusa in tutte le categorie, non solo quelle del turismo, non solo nel Veneto, ma neanche esclusivamente in Italia, perché è un problema che si respira anche in Europa. È una tematica sulla quale si deve lavorare a livello sociale, perché non è, ripeto, un problema per il quale possono trovare soluzioni individualmente le aziende e il mondo delle imprese. Qua mondo sindacale, politica, imprese, famiglie, che sono la prima forma di società, tutti insieme devono trovare una nuova prospettiva del mondo del lavoro, un nuovo approccio al mondo del lavoro, che certamente non potrà essere quello del passato, ma credo probabilmente neanche quello attuale, perché sta creando gravi difficoltà a tutte le imprese. Come sarebbe questo nuovo approccio, proprio anche parlando ai ragazzi che vogliano avvicinarsi a questo mondo lavorativo anche stagionale? Allora, il mondo del lavoro stagionale è senz'altro una porta d'ingresso nel mondo del lavoro, una porta d'ingresso molto ampia, tra l'altro, dove molti hanno iniziato, anche poi facendo altri lavori nella fase di crescita. Oggi entrare nel mondo del turismo è senz'altro, ripeto, un inizio facile, perché c'è molta richiesta, c'è
Forse si sconta un po' la difficoltà di far poco percorso all'interno delle nostre strutture, perché abbiamo delle dimensioni piccole, quindi difficilmente si parte da camerieri, diciamo, si diventa direttori dell'albergo, e questo è il primo problema che possiamo guardare internamente. Poi c'è, ripeto, il problema sociale, ci sono le scuole, c'è anche la capacità di poter essere attrattivi come sistema, perché abbiamo un costo del lavoro effettivamente molto alto, ma quando recentemente sento dire e leggo che forse i ragazzi hanno capito l'importanza del tempo libero, della qualità della vita, sono d'accordissimo e condivido appieno. Ma se per garantire quella qualità del tempo libero e della vita dobbiamo far sì che alle 3 di notte un ragazzo serva un gin tonic in discoteca, o che qualcuno serva una pizza il sabato sera al ristorante, allora la qualità del tempo vale per tutti. Allora credo che non si possa giustificare questa difficoltà con aver capito la qualità della vita. La qualità della vita è per tutti ed è fatta di un insieme di fattori, non può essere solo per qualcuno a discapito di qualcun altro. Quindi evidentemente non è quello il tema, ma è proprio un approccio al lavoro, alla cultura del lavoro, cosa che particolarmente in Veneto forse era radicata, era un valore il lavoro, no? Oggi è diventato un di cui. Credo che la verità probabilmente sta nel mezzo, e su questo tutti insieme dobbiamo lavorare. Certo, questa stagione 2022 com'è rispetto ai tempi pre-Covid? Parlo proprio di numeri. Siamo in linea col 2019, siamo abbondantemente alla data di oggi per quello che è la stagione da qui a fine settembre. I numeri che abbiamo parlano di un 40% di occupazione già acquisita, come dicevo prima, 40% che è praticamente la stessa occupazione che avevamo nel 2019, la stessa data di oggi. Rispetto al 2021 siamo abbondantemente al di sopra di 13 punti circa, eravamo intorno a un 27% di occupazione acquisita, sempre ad oggi, quindi direi che sotto questo punto di vista, sotto quello che è il cosiddetto pick-up della prenotazione, no? Quanto in anticipo la gente prenota, siamo tornati ai livelli pre-pandemici, e auguriamoci, visto che nel frattempo abbiamo anche tolto le mascherine, quindi anche sotto quel punto di vista siamo tornati un po' ai livelli pre-pandemia, auguriamoci che questo sia veramente la fine di questi ultimi 2 anni. Ecco, infatti lei ha anticipato quella che sarebbe stata la mia prossima domanda, ovvero qui siamo ad una riapertura di stagione davvero senza restrizioni. Assolutamente sì, a volte ci fa quasi strano, è vero che noi all'interno delle nostre strutture, all'interno delle attività, comunque c'è ancora l'obbligo, anche se non per legge ma dettato dai patti sindacali, diciamo così, sociali, di mantenere la mascherina. È chiaro che però vedere i nostri ospiti entrare senza e quindi poter acquisire il loro sorriso all'ingresso, questo ci fa star bene, ci dà gioia e ci dà conforto per quello che sarà lo sviluppo della stagione, ma soprattutto forse il togliere la mascherina è quel accendi spegni che ci fa veramente forse mettere la parola fine, ci auguriamo, su quello che sono stati i 2 anni di pandemia che abbiamo appena vissuto. Ecco, tra l'altro mentre noi parliamo e snoccioliamo numeri e dati, la nostra Paola Barbato ci ha fatto mano a mano vedere la spiaggia, una spiaggia che ancora non è così piena, che però sappiamo a brevissimo si riempirà, addirittura tutte le sedie saranno occupate. Che effetto fa vedere di nuovo questi ragazzi venire qui, prendere il sole, godersi la spiaggia? Allora, va detto che noi fortunatamente, a dispetto di altri comparti turistici, siamo riusciti a godere tutto sommato dell'estate che ha forse per natura affievolito un po' la forza del Covid di questi ultimi 2 anni, e quindi ci ha garantito la possibilità di far vacanza, di garantire vacanza anche negli ultimi 2 anni, quindi anche il 2021 bene o male siamo riusciti a vedere una spiaggia piena nonostante tutto. Questo, ripeto, sono quei messaggi che fanno star bene, che fanno tornare, ripeto, alla normalità, ad una nuova normalità, perché evidentemente qualcosa è cambiato e quindi siamo cambiati probabilmente un po' tutti come persone, l'approccio a certe cose, ma la voglia di stare in spiaggia, la voglia di far vacanza, la voglia di godersi insomma il tempo libero, come si diceva prima, credo che quella non sia mai cambiata, si è sempre cercata, si è sempre voluta, e appena c'è stata la possibilità di riaprire in effetti siamo sempre corsi a far vacanza. Credo che oggi ancora di più quella voglia sia aumentata rispetto al 2019 addirittura. Grazie Alberto Maschio, eccoci qui, se non ci sono altre domande dallo studio, qui da Jesolo restituisco la linea. Grazie Ilaria, e grazie al presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori per questo collegamento, e alla nostra Paola Barbato. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Il meteo. Restate con noi, a tra poco. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta.
Benvenuti al meteo. Alta pressione africana, bel tempo e caldo fuori stagione con valori da piena estate. Vediamo in dettaglio di sabato 21 maggio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento ovunque, qualche addensamento nel corso del pomeriggio in montagna con possibili veloci acquazzoni. Temperature in aumento, si sta rivelando davvero un maggio rovente, lo vedete, con minime tra 12 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 32 gradi, quindi clima piuttosto afoso. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o velato. Sulla zona montana al pomeriggio possibili locali rovesci. Temperature minime sui 13-18 gradi, massime sui 26-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui, qualche annuvolamento ma in genere innocuo. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 31-33 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di economia. Saluto i nostri prossimi ospiti, benvenuti e grazie per essere con noi. A Guglielmo Frasson, presidente del gruppo Materie Plastiche di Confartigianato della Marca. Buongiorno e grazie per aver accettato l'invito e benvenuto a Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, dicevamo, parliamo di economia, di produzione industriale, perché sono proprio di queste ore i dati dell'ultimo report presentato ieri da Union Camere del Veneto sul quadro congiunturale dell'economia veneta nel primo trimestre del 2022, appunto per quanto riguarda la produzione proprio si teme per il futuro con l'onda lunga del Covid, al quale poi si sono aggiunti gli effetti del conflitto in Ucraina. Notizia di queste ore, di queste appunto ultime ore, è quella di una grossissima azienda che ha già cominciato a frenare la produzione, l'Electrolux, dicevamo a inizio della nostra diretta, con uno stop di alcuni giorni della produzione sia per lo stabilimento di Susegana nel Trevigiano sia per quello di Porcia in provincia di Pordenone, quindi diciamo la situazione è una situazione che comincia a preoccupare. Guglielmo Frasson, da imprenditore e da presidente di un gruppo insomma che si occupa di un settore che sta risentendo proprio in modo particolare anche di questa congiuntura, come vedete la situazione, che prospettive vedete? Nell'immediato le prospettive non sono assolutamente confortanti, anzi ci stiamo avvicinando alla cosiddetta tempesta perfetta, cioè oltre a aver assorbito per un anno gli incrementi di materie prime, adesso l'energia elettrica sta esplodendo e sta assorbendo risorse su tutti i settori, dalle micro aziende alle piccole e medie aziende. Fa notizia Electrolux perché è una grossa azienda, però vi assicuro che molte aziende che non sono conosciute al pubblico stanno soffrendo moltissimo. Ecco, quindi diciamo potrebbe essere solo la prima di una lunga serie? Assolutamente sì. Io è da qualche mese che chiedo, perché questa situazione non è frutto della guerra, non è frutto della pandemia, non è frutto di situazioni assolutamente contingenti, ma è frutto assoluto della speculazione. O si fa qualcosa a livello politico sulla speculazione, o una volta cessata la guerra ci sarà qualche altro motivo per cui possa essere giustificata
un incremento a questi livelli dell'energia elettrica, per non parlare delle materie prime. Ecco, Visentin, dal vostro punto di vista, no? Dal punto di vista del sindacato, siete preoccupati per questa situazione? Diciamo che è in continua evoluzione, ma in un'evoluzione purtroppo non come ci si sarebbe aspettati qualche mese fa. Sì, buongiorno a tutti di nuovo intanto. Ovviamente anche noi condividiamo la preoccupazione, perché il rischio è che il tema non sia un tema straordinario, ma sia un tema strutturale e negativamente ordinario. Il problema è un problema legato al modello di sviluppo, è un problema legato alla mancanza di pianificazione industriale, di politica industriale da parte della politica, appunto, a tutti i livelli. Fino ad oggi abbiamo lasciato che il mercato si regolasse senza alcun intervento. Adesso si sta capendo che invece il tema della regolazione del mercato, del controllo da parte della politica, del pubblico rispetto ad alcune realtà dove la speculazione la sta facendo da padrona, è oltre che necessario, fondamentale. Senz'altro. Allora io volevo, prima di procedere appunto nel dibattito, che vedessimo insieme un servizio che abbiamo realizzato proprio l'altro giorno in relazione alla visita della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che appunto è venuta a Treviso ed è stata accolta dagli imprenditori della Marca, dalle varie categorie economiche, che hanno appunto rivolto un appello ben preciso allo Stato e al Governo per sostenere le imprese e il settore, la struttura economica dei nostri territori. Sentiamo. Gli spaventosi rincari di energia, gas, materie prime ed altre commodity, la scarsità di materiali, tutto ciò pesa sui costi e investimenti delle imprese, erode pesantemente i margini, al punto che si paventa il rischio di una riduzione della produzione di molte aziende manifatturiere. 1 su 4 a questi livelli di prezzo, se il conflitto durerà oltre i prossimi 3 mesi, rischierà di chiudere o di fermarsi. Sono parole tutt'altro che di circostanza quelle che il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, pronuncia all'interno della Sala dei 300, dove istituzioni e mondo delle imprese nel pomeriggio hanno incontrato la seconda carica dello Stato, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La richiesta principale che dal cuore produttivo del Nord-Est parte alla volta di Roma è precisa. La priorità ora è mitigare gli impatti degli aumenti di prezzi su famiglie e imprese. Fissare un tetto al prezzo del gas, come chiediamo da mesi. Un settore in particolare è tra i più colpiti, quello della zootecnia. Chiediamo un aiuto concreto a queste aziende che stanno soffrendo, soprattutto produttori di latte, che stanno lavorando sotto costo. È una situazione insopportabile e si rischia la chiusura, perciò credo che sia assolutamente necessario che lo Stato sostenga in primis le aziende, ma anche le famiglie che ci lavorano dentro. Caro energia che erode anche il potere d'acquisto dei consumatori, su questo si concentrano i commercianti. Un'attenzione particolare perché dopo l'estate è prevista un aumento dell'inflazione che sicuramente eroderà la capacità di spesa delle imprese. Non tutte hanno un cuscinetto sul quale far fronte, perciò è importante avere poche indicazioni ma molto chiare per affrontare la situazione che ci sarà dopo la finestra estiva. Noi abbiamo lamentato un governo lontano e delle amministrazioni locali molto vicine in questi ultimi 2 anni. Ora abbiamo bisogno che il governo ci sia vicino per il lavoro, per le imprese, sia vicino con grandi progetti per il rilancio dell'Italia. L'Italia va riorganizzata. Ci sono i problemi del momento, ma anche le criticità di sempre, acuite da una fase carica di incertezze. Meno burocrazia. Togliere un po' di carte, togliere un po' di documenti che non ci servono per lavorare e più certezze. E meno tasse.
Ma le tasse ormai ci siamo abituati a pagarle, sicuramente questo Stato deve stare in piedi con qualcuno che comunque paga i debiti, però è anche vero che se lo Stato ci toglie un po' di burocrazia e ci dà la possibilità di lavorare con un po' di pianificazione per i prossimi anni, questo sarebbe la cosa essenziale. Nodi economici che diventano questioni sociali, a ricordarlo a Casellati lo stesso sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto. L'obiettivo dei sindaci, che tra l'altro io ho anche l'onore di rappresentare come presidente di ANCI Veneto, quindi rappresento 585 sindaci, tutti virtuosi, ci tengo a sottolinearlo, è quello di tutelare la comunità, gli aspetti sociali, i giovani e gli anziani. Ecco, Frassona abbiamo sentito, no? Quindi è un coro unanime, una voce unanime quella che si leva dalle categorie economiche, dal mondo dell'industria, quella del commercio, dell'artigianato. 1 su 4, ha detto il presidente degli industriali Leopoldo Destro, rischia di non farcela da qui a 3 mesi. Beh, sicuramente è la stessa visione che abbiamo anche noi nella nostra categoria. Sicuramente però adesso bisogna passare dalle chiacchiere ai fatti e uniamo le forze come associazioni, comprendendo anche le associazioni oltre che degli imprenditori, anche dei dipendenti, quindi mi rivolgo anche al signor Visentin, per forzare la mano soprattutto tra i nostri politici locali, i politici nazionali, per arrivare a livello europeo, perché ribadisco, qui stiamo parlando di sola speculazione, cioè l'arricchimento di pochi gruppi a scapito di tutta la comunità. Faccio un semplice esempio. Il gruppo ENI nel primo trimestre 2022 ha fatto il quadruplo degli utili del primo trimestre 2021. Questo non è assolutamente giustificato. Ecco, Visentin, quindi in questo senso, diciamo, la vostra posizione? Guardi, sulla questione di unire le forze, solitamente quando ci siamo messi insieme ad affrontare i problemi li abbiamo risolti. Devo fare un po' di polemica perché, ad esempio, a quell'incontro con lo Stato ai massimi livelli il sindacato non è stato neanche invitato, per cui avevamo magari la possibilità di dire anche la nostra. Dopodiché, ripeto, noi rispetto anche al dialogo col governo, anche a livello nazionale, abbiamo chiesto e ottenuto che ci fosse una tassazione ulteriore alle aziende che hanno appunto fatto profitto, tipo le aziende che stanno come dire, trattando l'energia, tipo l'ENI che è appena stata citata ed altre, e che questo profitto fosse in qualche maniera diviso e fossero, come dire, dati dei bonus ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per affrontare il problema dell'energia. Una prima risposta è stata data, c'è un bonus di 200 euro che è assolutamente insufficiente per quanto ci riguarda, per cui il nostro continuare a confrontarci con il governo va proprio in quella direzione, di provare a redistribuire i redditi, perché è vero che in questo periodo c'è chi si sta arricchendo ancora di più a scapito proprio di chi deve pagare e non può sottrarsi alla speculazione. Ovviamente il tema è sempre lo stesso: se ci mettiamo assieme e proviamo a fare forza comune, magari riusciamo a sfondare anche il muro dell'indifferenza o delle priorità, perché non credo dopo alla fine che chi governa sia indifferente, ma magari mette davanti altre priorità. Rispetto a questo sarebbe opportuno che ci si parlasse e non che si leggesse il giorno dopo sul giornale che cosa è successo e cosa si sono detti agli incontri. Certo, è una nota polemica la sua, evidentemente c'è stato qualcosa che non ha funzionato nella macchina dell'organizzazione, immagino, di questo evento, se appunto il sindacato è stato escluso. Ma venendo al tema specifico, no, Frasson, insieme quindi si può effettivamente lavorare e cercare di trovare una quadra ad una situazione difficile come questa di cui stiamo parlando? Sì, ne sono convinto assolutamente,
anche perché comunque, come diceva un famoso economista inglese, Keynes, in certi momenti anticiclici lo Stato deve intervenire. Se lo Stato non interviene diciamo da solo o consapevole che deve intervenire, sono le forze sociali che devono fare pressione. Ripeto, oggi siamo purtroppo a troppe chiacchiere e pochi fatti. Mi rendo disponibile adesso in altre forme per vedere come trovare modalità di pressione sui politici locali, che se volte possono riportare a quelli nazionali, perché sia a livello di stipendi ma anche a livello di redditi di impresa, questa mossa di costi energetici dal gas all'energia ricordo, torniamo da un anno di incrementi delle materie prime, sta affossando le aziende. Quando si affossano le aziende ci sono sicuramente meno risorse per gli investimenti e di conseguenza anche per disponibilità di distribuzione per gli stessi dipendenti. Ripeto, ogni volta che parliamo di queste cose dobbiamo fare un passo in avanti per cercare di fare pressione su situazioni che comportano ulteriormente aggravi. Un'intervista fatta con una sua collega di un mese e mezzo fa, parlavamo degli stessi argomenti e reputavo che ci potessero essere eventualmente delle situazioni di bagliore, di fuoriuscita da questa situazione, ma in effetti stiamo peggiorando. E le aziende piccole sento che stanno soffrendo moltissimo. Come diceva il presidente Destro di Confindustria, purtroppo è vero. È talmente vero che se a settembre, come diceva anche la rappresentanza dei commercianti, se a settembre la situazione permane a questi livelli, andremo indietro di circa 14 anni a quella famosa crisi 2008-2009, dove ha comportato veramente una moria di aziende, microaziende e di posti di lavoro. Quindi io sarò un po' insistente su questo argomento, però la politica deve assolutamente prendere in mano la situazione. Ecco, allora direi vediamo intanto quelli che sono i dati concreti che sono stati rilevati relativamente alla produzione elaborati da Unioncamere del Veneto freschi di ieri. Sentiamo. Il rallentamento è un dato di fatto, ma continua la crescita dell'economia veneta anche nei primi 3 mesi del 2022, con un aumento dei valori produttivi del 2,4% in regione, del 5,1% in provincia di Padova. Dati quasi a sorpresa positivi che nascondono preoccupazioni. Sono dati che sfruttano l'onda lunga del 2021. Si sperava e si pensava che fossero ancora più positivi. Io credo che però saranno probabilmente gli ultimi dati così positivi. Costo dell'energia, difficoltà a reperire materie prime, la guerra in Ucraina e il timore di una crescita dell'inflazione, le preoccupazioni degli imprenditori che parte dei risultati del primo trimestre li devono all'export. Prima della pandemia delle aziende che erano disponibili alla internazionalizzazione soltanto il 12% voleva farlo, invece adesso che c'è stato un capovolgimento per cui c'è stata una grande crescita delle aziende che vogliono spingere verso l'internazionalizzazione, c'è stata anche una crescita degli ordini interni. Veneto Congiuntura è il nome dell'indagine condotta da Unioncamere del Veneto su un campione di 1750 imprese con almeno 10 addetti. Per la prima volta alle domande non hanno risposto 250 aziende, un dato preoccupante, il commento di Mario Pozza. Questo in termini politici potrebbe essere una scheda bianca, ma perché c'è questa scheda bianca, punto di domanda? Perché non hanno voglia, perché sono troppo occupati e dovremmo indagare su questo. È la prima volta che ci succede. Questo probabilmente può essere perché sono stanchi e dice è inutile dire cosa pensiamo o no, perché tanto la politica ci ascolta fino a un certo punto. Ecco, sembra quasi una risposta a quanto diceva poco fa lei, no, Frasson? C'è anche addirittura uno scoramento proprio da parte delle imprese, non ci ascolta più nessuno? Assolutamente così. Sono parole sacrosante del Presidente Pozza, nel senso che abbiamo vissuto questi 3-4 mesi di onda lunga degli ordini 2021
ma noi in particolare la nostra azienda produttore di materie prime vediamo già che gli ordini nei prossimi mesi sono in sensibile riduzione, specialmente in alcuni settori. Quindi ribadisco, dobbiamo trovare al limite, parlando con i presidenti delle nostre associazioni e con le parti sindacali dei dipendenti, delle modalità per fare delle forti pressioni. Questo è l'unica arma che ci rimane da poter mettere in atto. Ecco, Visentin, c'era un'altra questione che prima di chiudere mi piaceva affrontare con voi, che è questa nuova tendenza, diciamo, che sta emergendo in alcune aziende, che è quella della settimana corta, di quindi ridurre l'orario, le giornate di lavoro dei dipendenti, che comunque, insomma, secondo alcuni studi renderebbero comunque di più a parità, ovviamente, di retribuzione. Secondo voi è un modello che può funzionare, un modello da imitare, perché già in altre parti d'Europa e del mondo è stato adottato? Sì, come sempre, tutte le innovazioni vanno testate, vanno concordate soprattutto, e vanno in qualche maniera messe sul campo. Penso che se più di 100 anni fa, agli inizi del secolo scorso, si premeva per avere le 8 ore di lavoro perché la tecnologia di allora come dire, poteva basarsi su un orario di 8 ore, la tecnologia di oggi potrebbe come dire, mettere a disposizione dell'ulteriore tempo per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai lavoratori, e si potrebbe raggiungere lo stesso scopo e forse anche migliorarlo sotto l'aspetto della produttività e sotto l'aspetto della qualità del lavoro, lavorando meno. Potrebbe essere anche il caso che lavorando meno si riesca a far lavorare tutti. Ecco, senz'altro questo è un aspetto da tenere presente, anche questo, no? Frasson, secondo lei nelle imprese è fattibile? È una strada che si può iniziare a percorrere. Sicuramente su alcune attività è più facile fare un percorso di questo tipo, su altre è un problema di produttività. L'Italia e il Veneto non deve scendere di produttività, perché comunque negli ultimi decenni c'è stata una forte discesa. Quindi rispettando una produttività, lavorando su progetto definito e obiettivi, soprattutto obiettivi di produzione, se ne può parlare. Ecco, un ultimo flash, perché se ne è tanto parlato in questi ultimi giorni. Visentin, lei diceva far lavorare tutti, magari far lavorare di più anche le donne? Ovviamente sì, perché abbiamo visto che dove l'occupazione femminile è maggiore è anche la produttività, maggiore è il benessere e maggiore è la qualità del lavoro, per cui va recuperata la produzione, l'occupazione femminile. Per far questo ovviamente serve una società diversa, serve una società che si possa organizzare in modalità diversa, servono servizi, perché soprattutto alle donne viene imputato il lavoro di cura dei figli o dei familiari anziani a casa, e pertanto serve un modello di sviluppo, ma direi anche un modello sociale ed economico diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Quindi insomma di lavoro ce n'è parecchio ancora da fare anche in questo campo, no? Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso, e grazie a Guglielmo Frasson, presidente del gruppo Materie Plastiche della Confartigianato. Una buona giornata e un buon fine settimana, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, un saluto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, restate con noi, a tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare del rischio infiltrazioni mafiose all'interno del nostro tessuto imprenditoriale, perché c'è stata un'importante mattinata di studio ieri a Treviso, alla quale hanno partecipato oltre 150 tra comuni ed enti locali del Trevigiano e del Veneto. Treviso, dopo la provincia di Verona, c'è un numero elevato di segnalazioni e operazioni sospette. La Marca seconda nel Veneto per operazioni finanziarie in odore di mafia. A sottolinearlo il colonnello Paolo Storoni, capo centro della direzione investigativa antimafia del Triveneto. Ci sono delle criticità che devono far riflettere. A livello nazionale, in relazione al PIL, il Veneto nel 2020 è stata la prima regione di tutto il centro-nord col più alto numero di comunicazioni oggettive. È l'unica regione del centro-nord che viene classificata con il colore rosso. Segnali di un'economia in difficoltà che trova a volte, cercando per prima, risposte dal mondo mafioso. Denaro che arriva facilmente quando le banche chiudono le porte, ma anche crediti recuperati con la forza e la violenza di capibastone perché la via legale non dà certezze. E nello spaccato tracciato oggi dai banchi di Casa dei Carraresi però c'è anche un segnale forte di evasione fiscale dal Veneto. Importo medio di denaro in contanti, il Veneto è la prima regione a livello nazionale. È inevitabile fare anche una correlazione con una certa propensione all'evasione. Sotto esame della DIA più di qualche categoria della catena economica. Commercialisti, avvocati, a volte notai, consulenti del lavoro e una quinta categoria funzionari di banca. Ed è su questi che la DIA si sta particolarmente concentrando. Quello che percepiamo nei livelli intermedi per quanto riguarda le banche, a livello investigativo vediamo che il fenomeno della corruzione di funzionari preposti all'apertura di linee di credito o a valutare una serie di certificazioni che il cliente produce per avere dei finanziamenti, la corruzione è ancora presente, è presente anche in modo non irrilevante. In questo scenario si inseriscono gli appalti della pubblica amministrazione, motivo di incontro oggi a Treviso per oltre 150 tra comuni ed enti in presenza e collegati. Proprio per cercare di allertare l'attenzione dei comuni della regione nella gestione dei fondi previsti dal PNRR. Questo è il grosso pericolo futuro. E restiamo in provincia di Treviso, manca meno di una settimana all'arrivo del Giro d'Italia in città e continuano le polemiche sulla chiusura delle scuole. Il Partito Democratico critica la scelta del centro della città piuttosto che il Sant'Artemio. Il sindaco si scusa per i disagi ma poi ironizza sui DEM. Sentiamo. Farlo in centro alla città in un giovedì durante la fine della scuola, tra l'altro una scuola molto difficile, nel senso che il percorso dei ragazzi in questi ultimi 2 anni è stato difficilissimo. Questo penalizza tanto le famiglie che, devo dire la verità, anche io ho ricevuto tante telefonate, sono arrabbiatissime. Venti di polemica sulla tappa trevigiana del Giro d'Italia. La chiusura delle scuole giovedì prossimo di ben 2 giorni per le Stefanini ha creato un partito trasversale fatto di genitori che non hanno per nulla apprezzato la decisione di tenere a casa i ragazzi. Partito che, per voce di Democratici in Comune, aveva da proporre un'alternativa alla logistica della corsa rosa. Perché non sfruttiamo l'area diciamo così, dell'attuale provincia, quindi il Sant'Artemio? Spazi ampi, là c'era il posto anche per i ciclisti, per cambiarsi, per mettere la stampa, poi facevano il giro per la città, mantenevano le scuole aperte, tutti erano contenti e chi voleva andare a vedere il giro poteva andarlo a vedere. Dal canto suo il sindaco, pur scusandosi per i disagi, sottolinea: è vero che si poteva anche tenere aperte le scuole, è altrettanto vero che è stata fatta un'analisi da parte della prefettura che ha stabilito la chiusura delle scuole e quindi i sindaci si adeguano a quelle che sono delle decisioni, soprattutto in materia di ordine pubblico, che arrivano dagli organi superiori. Come dire, obiettivo sbagliato prendersela con lui, e ai cittadini arrabbiati lancia una proposta. Mi scuso
con i genitori, perché poi i disagi sappiamo che ci sono. Chiedo un po' di pazienza, chiedo un po' di collaborazione, magari di sfruttare una giornata che invece di essere didattica a scuola può diventare didattica attraverso lo sport, attraverso il ciclismo, e magari può diventare anche una giornata in compagnia dei nonni, che possono così approfittare di vedere il Giro, di stare insieme ai loro nipotini. Poi, per concludere, il sindaco la butta in politica. Mi fa sorridere francamente che il Partito Democratico cerchi questi spunti per fare opposizione, per raccattare un po' di voti, segno evidente di una disperazione che li sta purtroppo travolgendo. E credo che il passaggio del Giro d'Italia è un'opportunità per tutta la città, compresi quelli del PD che oggi si lamentano, come sempre fanno purtroppo. Ecco, questo allora era il servizio relativo alle polemiche per la chiusura delle scuole in occasione del Giro d'Italia a Treviso. Noi ora torniamo a parlare di stagione turistica, perché vedo che si è collegato il nostro prossimo ospite. Ringrazio per essere con noi Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Veneto. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie. Ecco, abbiamo visto, non so se abbia avuto modo di vedere insomma la parte precedente del nostro telegiornale con un collegamento dalle spiagge. Già oggi insomma si comincia a notare davvero un notevole movimento, il fine settimana aiuta, il tempo è bello e quindi moltissime sono le persone che si stanno riversando nelle località di vacanza per il fine settimana naturalmente o in giornata. Ma qualcosa comincia a muoversi anche sul fronte del turismo, soprattutto quello straniero. Tra poco, no, con il prossimo fine settimana, l'ascensione, quello successivo, la Pentecoste, inizia quello che è un po' il Ferragosto per quanto riguarda i paesi di lingua tedesca, insomma l'Austria, la Germania, la Svizzera. Quindi diciamo che prospettive ci sono per questa stagione nella nostra regione? Abbiamo trattato 2 anni molto difficili in cui di fatto nel biennio abbiamo registrato il fatturato che tradizionalmente registravamo nel corso di un anno, pur mantenendo attivi la maggior parte dei costi. Quindi chiaramente questo ci mette in una condizione di partire da una situazione economico-organizzativa e soprattutto di ricerca del personale molto difficile. Purtroppo facciamo fatica a fare ragionamenti complessivi su tutte le tipologie di turismo, mare, montagna, lago, terme, città d'arte, in quanto sicuramente le città d'arte hanno sofferto di più e viceversa le destinazioni tradizionalmente estive, quindi la nostra bellissima Costa Veneta, tutto sommato, nonostante 1000 difficoltà organizzative, è riuscita ad avere 2 stagioni tutto sommato buone, e quindi questa apertura della nuova stagione turistica per quanto riguarda la costa sicuramente si prevede buona, se non ottima. Il tempo aiuta, già questi primi fine settimana sono stati, direi, all'insegna del quasi tutto esaurito, e per le prossime 2 settimane sono attesi anche ospiti stranieri, soprattutto di lingua tedesca, e quindi diciamo c'è una velata soddisfazione. Anche le città d'arte, Venezia in primis, tutto sommato stanno riprendendo con i loro flussi turistici tradizionali. Nelle rimanenti destinazioni purtroppo c'è ancora molta instabilità da parte della domanda. I fine settimana vengono lavorati, ma durante la settimana mancano ancora una grossa fetta di turisti stranieri, soprattutto extraeuropei, che non affollano ancora come nel pre-Covid in modo importante le nostre destinazioni. È molto difficile fare delle stime, cerchiamo di essere ottimisti e devo dire che dal punto di vista dei flussi turistici, presenze e arrivi, io credo che il 2022 sarà un anno già confrontabile con il 2018-2019. Purtroppo abbiamo 2 grandissime problematiche: il primo, l'aumento spropositato dei costi, soprattutto quelli legati alle utenze energetiche, e il secondo, la cronica ma ormai conosciuta difficoltà a reperire personale, data da tutta una serie di fattori e di elementi che diciamo così in qualche modo sono già stati riportati alla ribalta e all'attenzione anche degli organi di stampa e della politica, e che speriamo nel corso dell'anno vengano in qualche modo, se non risolti, quantomeno moderati e affievoliti.
Senz'altro, comunque diciamo che salvo variabili imprevedibili alle quali purtroppo questi 2 anni ci hanno anche abituato, diciamo che le prospettive, no, per questa prossima stagione estiva sono buone per la nostra regione. Lei accennava prima alla costa veneta, che è quella fortunatamente che ha forse meno risentito, no, negli ultimi 2 anni. Molto di più ha risentito la montagna, invece, con un anno completamente perduto a causa proprio della pandemia, per cui l'estate si è un po' tirata su, ma i 2 inverni precedenti sono stati sicuramente molto difficili. Per quanto riguarda l'estate 2022 per la montagna, le previsioni come sono? Ma ad oggi le previsioni, diciamo, sono discrete. C'è un rinato entusiasmo anche con il grande obiettivo che la nostra montagna veneta, sappiamo bene che nel 2026 sarà destinataria delle Olimpiadi invernali, le Olimpiadi Milano Cortina, e quindi, diciamo, in qualche modo i flussi vivranno di questi anni, da oggi al 2026 vivranno anche di questa prospettiva di entusiasmo. Questa settimana, peraltro, nella nostra montagna veneta passerà anche il Giro d'Italia, sappiamo la tappa di venerdì sabato che passerà sul Fedaia, e quindi ci auguriamo che sia, diciamo, questo passaggio anche del Giro d'Italia un ottimo auspicio per iniziare una stagione estiva anche in montagna di discrete soddisfazioni per i nostri operatori. Ecco, altro grande punto di forza per il turismo della nostra regione è quello del lago, in particolare naturalmente il lago di Garda, che proprio con le festività che arriveranno dalla prossima settimana ne fanno la meta privilegiata del turismo tedesco ed austriaco. Come in questo senso, diciamo, le prenotazioni come stanno andando? Sì, è già un mese, diciamo, che in qualche modo il Lago Veneto è attenzionato e preso come meta privilegiata anche dai turisti di lingua tedesca. Anche qui non è semplicissimo, non è banale fare previsioni, ma io credo che i dati potranno essere comparabili a quelli del pre-Covid, quindi io mi auguro una buona soddisfazione per gli operatori e una gestione dei flussi turistici, diciamo, cercando di pensare ad un futuro per il movimento ricettivo e alberghiero della nostra regione migliore di quello che è stato negli ultimi 2 anni. Ecco, direttore, lei accennava all'inizio alla questione del personale, perché questo purtroppo è un problema che sta accomunando un po' tutti i settori del reparto ricettivo, alberghi, ma anche i campeggi, ma anche tutto il settore della ristorazione, dei bar e quant'altro, che stanno vivendo davvero dei momenti difficili proprio per reperire il personale stagionale e non solo. Ma che cosa sta succedendo? Ma io credo una serie di fattori che si stanno sovrapponendo. Sicuramente questi 2 anni di pandemia hanno influito negativamente su un settore che è stato colpito più di altri da questo fenomeno di emergenza sanitaria, e quindi molti lavoratori sono emigrati, noi speriamo temporaneamente, in altri settori che potevano dare più continuità di lavoro. Sicuramente c'è poi tutta la tematica dei sostegni al reddito, degli ammortizzatori sociali, del reddito di cittadinanza, che in qualche modo io credo dovrebbero essere rivisti per essere più efficaci, quindi se non cancellati quantomeno resi più idonei come percorso di inserimento nel settore produttivo, io mi auguro in quello anche ricettivo e ristorativo. Nella realtà credo però anche che ci sia un fatto, una dimensione molto importante di riconoscibilità del nostro settore, di dignità del lavoro del nostro settore, nel quale stiamo cercando di lavorare. Anche la settimana scorsa abbiamo avuto un incontro, una riunione molto importante con l'assessore al lavoro Elena Donazzan, nel quale stiamo cercando, partendo da dati oggettivi, di identificare quali siano le cause di questa fuoriuscita di lavoratori dal nostro settore, per cercare di porre un rimedio già nel corso di quest'anno e creare poi dal 2023 in poi un sistema virtuoso.
Ad oggi abbiamo fatto una statistica tra i nostri soci, manca circa il 10% della forza lavoro. Che cosa vuol dire il 10%? In Veneto negli anni pre-Covid avevamo annualmente circa 200.000 lavoratori nel turismo, di cui 60.000 direttamente impiegati nel settore alberghiero. Questo vuol dire che complessivamente tra alberghi, bar, ristoranti ad oggi mancano quasi 20.000 lavoratori. Ci sono addirittura dei ristoranti che stanno pensando di non aprire per questi fine settimana perché purtroppo non sono riusciti a reperire la forza lavoro, cuochi o camerieri che possano in qualche modo, diciamo così, svolgere il servizio. Quindi questa credo che sia una problematica molto molto importante sulla quale richiediamo anche un aiuto da parte della Regione per lavorare in modo efficace. Ecco, ma è una questione secondo lei di retribuzioni troppo basse, di giovani, c'è chi dice giovani che non hanno magari più interesse ad effettuare certe professioni o ad avere dei lavori magari considerati gravosi perché si lavora nel fine settimana, perché si lavora la sera, o c'è dell'altro? Ma allora io credo che sia solo un problema di salari bassi o di condizioni lavorative. Sicuramente dovremo lavorare sui contratti di lavoro anche con le organizzazioni sindacali. Ci siamo già dati un'agenda, diciamo, importante sia a livello nazionale che regionale per cercare di affrontare il problema e di risolverlo sia in termini di salario minimo che in termini di migliori condizioni sui luoghi di lavoro, anche se io credo che tutto sommato nel Veneto queste due condizioni in parte fossero già soddisfatte. Detto ciò, però, questo non basta, nel senso che probabilmente c'è un nuovo sentiment da parte dei ragazzi, da parte dei giovani, di individuare e valutare il lavoro anche con altri parametri, quindi non è più solo il salario, non sono più solamente le condizioni minime lavorative, ma c'è tutta una serie di aspetti che in qualche modo stiamo cercando di indagare. Abbiamo aperto anche un dialogo con gli istituti tecnici, con gli istituti alberghieri, per capire direttamente dalla viva voce dei ragazzi quali siano le migliori condizioni che possano essere offerte da un luogo di lavoro, ed evidentemente stiamo cercando di incidere, di programmare, di lavorare anche su questo tipo di parametri, perché la nostra è un'attività di servizio e senza i collaboratori, senza il personale, chiaramente il servizio non lo possiamo rendere. Certo, io la ringrazio per essere stato con noi e per averci aiutato, insomma, a fare un quadro di questa stagione che sta per cominciare e che speriamo naturalmente tutti quanti sia veramente la stagione della ripartenza della nostra economia. Sappiamo, insomma, che impatto abbia l'economia del turismo sull'intero fatturato regionale e quindi quanto sia importante che si parta con il piede giusto, no? Grazie a Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Veneto. Buona giornata, grazie. Grazie, un saluto. Noi ora continuiamo parlando di sanità, perché è stato presentato dall'ULSS 3 veneziana il piano sanitario per le vacanze sicure, perché anche questo è un aspetto da non sottovalutare quando si va in vacanza. Sentiamo. L'ULSS 3 si prepara alla stagione estiva con un piano di potenziamento della propria attività di primo soccorso e assistenza sanitaria in genere. Abbiamo lavorato quest'inverno proprio per creare i presupposti che dopo la pandemia che ci ha insegnato il valore della sicurezza sanitaria, i cittadini che per passare le loro ferie, i loro momenti di riposo scelgono una delle nostre città, una delle nostre spiagge, possano farlo in tutta tranquillità e in sicurezza, creando tutti i presupposti affinché per dei problemi sia di emergenza che di urgenza ci sia una risposta precisa. Oltre al potenziamento del pronto soccorso ospedaliero e del SUEM, infatti, l'azienda ha previsto una serie di implementazioni nell'assistenza territoriale, come ambulatori per i codici minori e supporto infermieristico locale. In particolare, lungo il litorale di Sottomarina ne saranno aperti 5. Previste novità anche sul fronte dell'elisoccorso. I piloti potranno atterrare anche su elisuperfici non illuminate grazie ai visori notturni di ultima generazione, continuando a operare in spiaggia nel caso di urgenze diurne.
sarà attivato anche il servizio di primo soccorso su quad nelle zone difficilmente raggiungibili via terra o con imbarcazioni. Per aiutare i turisti, inoltre, l'ULSS 3 ha potenziato l'app Vacanze Sicure, disponibile in più lingue, che permetterà di reperire informazioni sui servizi sanitari anche emergenziali, prenotare visite, farmacie operative e dislocazione degli apparati DAE. Questa iniziativa ci aiuta a migliorare ancora un po' di più. Bisogna andare tutti sulla digitalizzazione, l'abbiamo fatto anche noi durante questa pandemia con un'iniziativa importante che è quella di mandare a tutti i nostri clienti che prenotano una stanza d'hotel una conferma e con la conferma una rivista online naturalmente in cui può avere tutte le informazioni sulla città. D'ora in poi troverà anche le informazioni sulla possibilità di ottenere servizi di carattere sanitario. Da quest'anno l'applicazione sarà associato anche il braccialetto With Me, che consentirà di rintracciare bambini o persone anziane in caso si dovessero perdere. Epatite C, è partito lo screening gratuito per diagnosticare precocemente l'infezione che nella maggior parte dei casi rimane silente per anni. Nella Marca potrebbero esserci tra le 6 e le 7.000 persone che hanno l'epatite C senza saperlo, una malattia che può avere gravi conseguenze e che ora si può curare. È rivolto a tutte le persone nate tra il 1969 e l'89. È partito anche nella Marca lo screening gratuito per l'epatite C. Con un semplice prelievo del sangue è possibile diagnosticare l'infezione che nella stragrande maggioranza dei casi rimane silenziosa per molto tempo. Le epatiti acute C che si verificano sono pochissime, quindi sembrerebbe un problema che non esiste. In realtà la stragrande maggioranza delle epatiti C sono infezioni che non si manifestano e rappresentano circa l'1% della nostra popolazione. In provincia di Treviso quindi potrebbero esserci tra le 6 e le 7.000 persone infettate dall'epatite C senza saperlo. Se uno non lo sa, la malattia comunque inesorabilmente va avanti progressivamente nel tempo, nel corso di anni, ma diversi anni e decenni, può sviluppare, oltre nella metà dei casi, nella cirrosi epatica e anche poi in complicanze tumorali più importanti. Sottoponendosi allo screening si può quindi diagnosticare precocemente l'infezione e curarla. Da qualche anno è disponibile una terapia estremamente efficace per curare questa epatite C rispetto ad altre infezioni, quindi la disponibilità del trattamento è quella che ha indotto, perché si va su percentuali di guarigione che vanno oltre il 95%. L'accesso allo screening è libero e gratuito, è sufficiente prenotare l'appuntamento sul sito dell'ULSS 2 e recarsi a fare il prelievo. E restiamo a Treviso perché ieri pomeriggio si è svolta lungo la Restera una passeggiata delle donne per sensibilizzare contro il tumore ovarico. Mai più in silenzio, questo è lo slogan scelto per la passeggiata organizzata dalle unità operative di oncologia e ginecologia del Cafoncello insieme all'Associazione Pazienti Alleanza contro il tumore ovarico per sensibilizzare le donne su questa neoplasia grave e poco conosciuta. In Italia sono circa 230.000 le donne che soffrono di un tumore ginecologico e ogni anno si registrano 18.000 nuove diagnosi. Credo che sia una bellissima iniziativa e il supporto dell'azienda ULSS che credo sia fondamentale per essere insieme alle donne, con le donne in questa marcia che serve a sensibilizzare le donne su un problema che è importante, che è quello dei tumori dell'apparato genitale femminile, in particolare l'ovaio e l'utero. Purtroppo questo è un tumore tra i peggiori perché la diagnosi avviene sempre in un periodo tardivo, quando la malattia è già in uno stadio avanzato. Questa è la sfida che dobbiamo cercare di vincere, cioè di trovare questo tumore in uno stadio più precoce in modo da poterlo curare in maniera definitiva. La passeggiata da Prato a Fiera ha percorso per 5 chilometri il Sile lungo la Restera, passo a passo con le pazienti del reparto di oncologia dell'ospedale Cafoncello, i loro parenti, amici e sostenitori dell'associazione ACTO Onlus. Dobbiamo iniziare a parlare di tumore ovarico, dei tumori ginecologici, dell'HPV, perché fino adesso praticamente si è parlato poco e l'informazione è molto importante.
La peste suina ora che ha colpito anche nella nostra Italia, il Piemonte, la Liguria e il Lazio. In Veneto i controlli sono molto rigidi, resta però il problema legato appunto ai cinghiali che sono vettori del virus. Oggi ci sono due casi, due aree ben specifiche, un'area tra la Liguria e il Piemonte e un'area che è nella parte laziale, parte di Roma. Quindi oggi nel Veneto non c'è nessun caso di peste suina, però la sorveglianza è alta, ma soprattutto noi oggi dobbiamo intervenire su quei fattori e quindi su quei elementi che propongono questa peste suina e quindi sugli ungulati e quindi sui cinghiali. Per ora la peste suina non è arrivata in Veneto. I controlli negli allevamenti sono severi per arginare un virus che avrebbe conseguenze importanti per la produzione veneta e padovana. Oggi l'intero indotto a livello regionale è intorno ai circa 200 milioni di euro, mentre per quanto riguarda Padova è intorno ai 38 milioni di euro, quindi una fetta importante di un settore molto importante, ma su questo mi faccia spezzare una lancia importante per i nostri allevatori che utilizzano una biosicurezza all'interno dei propri allevamenti, quindi massima sicurezza per quanto riguarda l'allevamento dei suini nel Veneto e soprattutto anche a Padova. Resta però il problema dei cinghiali veicolo di contagio. Le normative che regolano gli abbattimenti sono troppo stringenti per il direttore della CIA. Vanno riviste ed aumentati i controlli sanitari. Oggi i cinghiali sui colli ugani è un fattore devastante per il mondo agricolo, non si conosce quanti sono oggi i cinghiali, si pensa quasi dai 10 ai 12 mila esemplari nei colli ugani e oggi anche le pianure dei colli ugani e zona di Este, zona di Vallette, anche là circa 2000 cinghiali sono presenti, quindi oggi c'è la necessità di intervenire in maniera drastica su questo divulgarsi di queste attività dei cinghiali, quindi intervento mirato per quanto riguarda la cacciagione. E chiudiamo con un ultimo servizio di arte e cultura, la mostra inaugurata a Santa Caterina a Treviso fino al 17 luglio con le opere di Cleto Munari. Per la mostra L'ossessione della bellezza al Museo di Santa Caterina è arrivata persino la Porsche disegnata da lui, Cleto Munari, che nel corso della sua lunga carriera con la sua matita geniale si è mosso con eleganza tra gli schizzi e i disegni dei suoi numerosi amici, noti architetti, artisti, designer e letterati come Scarpa, Sottas, Mendini, Dario Fo, Ferlinghetti, Ferrari e tanti altri ancora. Dalla carta alla materia il passo è stato breve e Munari è riuscito a creare preziose opere d'arte da collocare nell'ambiente domestico o da indossare. A Santa Caterina sono esposte più di 80 opere che hanno conquistato per la loro bellezza la meraviglia di tutti. Lo spazio è quello che è, però diciamo che viene rappresentato bene quello che Cleto Munari ha fatto in questi 45 anni. Si troveranno arredi, gli argenti, i gioielli, penne stilografiche, gli occhiali, troveremo anche i vetri e delle ceramiche, quindi c'è veramente un mondo incredibile. Molte rarità? Molte rarità, sì, alcune sono dei pezzi storici, quindi raccontiamo proprio anche la storia del design, iniziando dalle posate che Cleto Munari ha fatto per Carlo Scarpa, da là è partita l'avventura di Cleto nel mondo del design. Cleto Munari, artista poliedrico, con la sua arte è stato in grado di rompere i canoni tradizionali. Conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori, ha avuto intuizioni straordinarie. Il maestro Munari, quando però parla di design contemporaneo, diventa scettico e anche un po' malinconico. In Italia, negli anni 70, quando ho cominciato, delle pietre miliari nel mondo design, si chiamavano Sozzas, Magistretti, Castiglioni, Cacciadominioni e c'erano 5-6 personaggi importanti. Oggi personaggi importanti non se ne vedono, anche perché oggi mi sembra uno scoppiazzare continuo, poi tramite l'internet la gente prende spunti da personaggi che sono in Cina, in Africa, praticamente, ma non c'è, per quanto non c'è creatività. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri notiziari, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.